Buongiorno a tutti quanti, benvenuti in Camera di Commercio di Verona. Porto i saluti del Presidente Giuseppe Riello e di tutta la Giunta, di cui faccio parte. Sono molto felice di vedere una sala così numerosa, visto anche il tema che si tratta oggi. Mi dicono dal nostro funzionario che voi rappresentate in larga parte la pubblica amministrazione e questo è anche lo scopo, uno degli scopi della Camera di Commercio. Noi rappresentiamo le imprese di Verona, però siamo anche vicini alle pubbliche amministrazioni perché sappiamo benissimo che il dialogo fra impresa e pubblica amministrazione significa saltare certi passaggi burocratici, significa aiutare l'economia della nostra provincia. E quindi, ripeto, questa è anche la missione della Camera di Commercio. Io mi fermo perché non sono un tecnico e non entro nei particolari, c'è chi ne sa più di me. Vi auguro una buona giornata e un buon lavoro e grazie ancora di essere qui. Buongiorno, sono Maurizio De Lucchi di Union Camere del Veneto, l'associazione delle 5 Camere di Commercio del Veneto con sede a Venezia. Volevo inquadrare questa iniziativa. Essa rientra nell'ambito di un accordo che è stato sottoscritto nell'agosto scorso con la Regione del Veneto per il potenziamento dell'operatività della rete degli sportelli unici attività produttive in Veneto, al fine della riduzione dei tempi e della semplificazione e standardizzazione degli adempimenti per l'avvio e l'esercizio dell'attività d'impresa. Questo protocollo poi ha trovato sviluppo attraverso una convenzione che è stata firmata di recente tra Union Camere del Veneto e la Regione del Veneto per le piccole e medie imprese, dove tra le varie attività sono previsti incontri formativi sui servizi digitali alle imprese. Ecco che qui da questa attività prevista nella Convenzione è partita la progettazione degli incontri di cui alla locandina che avete visto online o che trovate nella reception. Si tratta in pratica di un ciclo di appuntamenti che si terranno presso le sedi camerali del Veneto in giorni diversi e nei quali verranno svolte argomentazioni diverse. L'incontro di Verona riguarderà la nuova disciplina SCIA come da decreto legislativo 126/2016 e verrà trattata solo una prima parte, mentre a Rovigo domani ci sarà il prosieguo dello stesso argomento relative al decreto legislativo sempre 126/2016. Oltre a questo ciclo di eventi che continuerà poi nelle settimane successive fino al 31 ottobre, Union Camere del Veneto, con la collaborazione delle Camere di Commercio, ha organizzato anche un modulo riguardante l'identità digitale. Questo è un modulo sempre uguale che viene ripetuto nelle varie sedi e trovate le date sempre nella locandina. Queste attività sono rivolte nelle intenzioni della Regione e di Union Camere alle PMI, ai professionisti, agli enti locali e alle associazioni di categoria. E sono seguibili fisicamente oppure anche tramite il collegamento streaming. Ecco, io adesso passo la parola al professor Fracanzani per gli argomenti relativi ad oggi. Buon lavoro a tutti.
Buongiorno, grazie all'ingegner De Lucchi, grazie alla Giunta Camerale in questa bellissima sede, un saluto cordiale ai presenti fisicamente, un saluto cordialissimo a coloro che ci seguono online. Saluto con piacere chi conosco e riconosco e saluto con uguale piacere i nuovi. Parto con due casi concreti da cui prendere le mosse. La conversazione di oggi è quella dei giorni che ci seguono. Il primo caso è un giovane imprenditore che si reca in banca per aprire una ristobar, o meglio, non tanto per aprire il ristobar, per avere il finanziamento relativo all'apertura di un ristobar. Parla con il direttore della filiale, presenta la sua richiesta di finanziamento mutuo e gli viene chiesto: benissimo, lei è giovane, bravo, ha già esperienze come dipendente nel settore, siamo sicuri che la sua capacità imprenditoriale c'è senz'altro per gestire questa attività in parte di ristorazione, in parte di intrattenimento. Vedo anche che ha scelto un bel locale in centro storico e all'interno della Movida, per cui di giorno sicuramente ha dei fruitori della parte di ristorazione, la sera ha sicuramente la parte di così dell'intrattenimento. Benissimo, vediamo le carte. Dov'è l'autorizzazione? E il nostro produce una scia. Dice, no, dice il direttore della filiale. Capisco che questa è la domanda. Voglio vedere l'autorizzazione che le consente di aprire e gestire questa cosa. Quello fa il ristoratore, sa tutto, ovviamente, manipolazione cibi e bevande, sa come intrattenere, eccetera, ma dice, no, guardi, questo mi hanno fatto fare. No, ma vede, qui non c'è un timbro della pubblica amministrazione, non c'è scritto si autorizza, non è presente quella cosa che sta dietro la cassa nella cornice di legno con le marche da bollo. Quella mi serve, perché altrimenti io non posso istruire il mutuo. Il nostro imprenditore dubbioso torna e agli uffici, uso il termine generale e anonimo, gli dicono no, guardi, questo è. Ritorna in banca e dice no, guardi, io ho le mie regole, non posso istruire la pratica di mutuo se non c'è il titolo. Ma guardi che questo è il titolo. No, dice, vede che questo non è un titolo. Battibecco fino alla parola finale. Questo pezzo di carta non è affidabile. Noi su questo pezzo di carta non accendiamo il mutuo. Ma come, dice, se questa è, altra parola chiave, l'unica cosa che mi danno. Tu devi istruire la pratica di mutuo perché io non avrò altro dalla pubblica amministrazione. Non importa, dice il direttore della filiale. Io mi sono informato presso i miei uffici legali, c'è sempre un legale, è colpa nostra, ne promuoviamo troppi. I miei uffici legali ci dicono che questo sì, va bene, è l'unica cosa che ti danno, ma per noi non è affidabile. Metto giù la firma della zia che ha la pensione, fa la cessione del quinto, va bene. Allora apriamo non perché tu chiedi di aprire un'impresa, ma ti diamo i soldi sulla zia che ha messo la pensione. Certo, il nostro giovane imprenditore ha aperto, il ristobar vi posso dire che è di successo, mi ci sono recato sia a pausa pranzo sia anche per un aperitivo serale, non sono andato troppo tardi ma mi dicono che va bene, il mutuo se l'è già pagato, la zia è tranquilla e viva e vegeta, si è anche affrancata ed è contenta di vedere
il nipote che è in affari, e la questione è stata risolta come? Non per il circuito previsto dalla norma, ma facendo un ponte elettrico, vedo qua l'ingegnere che già prende paura, bypassando tutte le cose di sicurezza e rischiando il cortocircuito. Per fortuna che è andata bene questa volta, per fortuna che tra il direttore e l'imprenditore della filiale e gli uffici si sono in qualche modo capiti e l'impresa è partita. Affidabile, non è affidabile, e poi ha detto la parola, io traduco inaffidabile, ma la parola dice questo non è bancabile, neologismo che la dice tutta. La seconda, con una serie anche colorita, in cui l'imprenditore dice questa è l'unica carta che abbiamo, ce la dobbiamo fare bastare. 2 termini. Affidabile, l'unica carta. Ma vediamola adesso anche da parte della pubblica amministrazione. Ed è il secondo caso da cui dipanare la nostra conversazione odierna. Se è per me, dite che non ci sono. Siamo in ufficio tecnico di un comune della pianura padana, un comune sui 3.000 abitanti. L'ufficio tecnico è fatto da 2 geometri, tutti e 2 che hanno funzioni, ovviamente sono responsabili sia del procedimento sia del provvedimento, quindi tutti e 2 col potere di firma, per dirla in termini pratici come noi ormai li conosciamo. E arriva un trafelato, un cittadino, il quale dice, la traduco in italiano, ma immaginate come ciascuno di voi lavora in un ufficio e se ha contatto col pubblico, il cittadino toccato sul vivo arriva e prima di far capire, di riuscire a capire che cos'è, insomma la situazione, ci sono tutte le situazioni di nervoso necessarie. E dice: il mio vicino sta costruendo in ampliamento. Voglio vedere dov'è il titolo, dov'è questa cosa, perché mi rovina, lì sotto passa questo, quell'altro, dopo altera la pioggia, mi arriva acqua in cantina, io non voglio, non sono contento. Dov'è il permesso di costruire? Dov'è la licenza edilizia, dice lui col vecchio termine, ma fa riferimento al provvedimento amministrativo. Il nostro ottimo geometra non perde tempo, anche perché, come sapete, ormai il diritto di accesso civico ha superato l'interesse e quant'altro, bisogna dare le carte tutte e subito, non perde tempo, sì, ci sarebbe la privacy, la richiesta e quant'altro, non fatemelo dire, insomma, il nostro buon geometra mette a disposizione il fascicolo, addirittura lo prende, eccolo qua. Il vicino guarda e dice: dov'è il titolo in base al quale, dov'è il permesso, dov'è l'atto amministrativo, dov'è l'atto di volontà del comune che esercita il potere e si prende la responsabilità? Non lo dice in questi termini, ma questo è il concetto che vuol rappresentare. No, questa è una domanda, dice. Questa è una domanda. No, ma è solo questa in base al quale può partire. Caro te, geometra, tu devi farlo smettere e devi intervenire subito. E se non intervieni subito, vado dai carabinieri. Invece che andare dai carabinieri, o sulla strada per la caserma trova un avvocato, ce ne sono tanti, sempre colpa nostra, il quale dice: no, i carabinieri, lascia stare, ti faccio io una bella lettera. Fa una lettera e, siccome, bisogna dire la verità, questo non è uno sprovveduto, gli scrive sì al geometra, che deve senz'altro intervenire, che deve controllare la scia,
che se non esercita i poteri entro i 30 giorni ne risponderà, che se comunque non fa niente va in omissioni d'atti d'ufficio e in ogni caso, eccolo qua perché dico che è bravo, ti mando sotto Corte dei Conti. Non tanto per l'omissione d'atti d'ufficio che va in penale, sta a vedere se il procuratore vuole procedere o meno per questa cosa qua, ma perché io farò fare una causa al mio cliente relativo al depauperamento della sua proprietà. La chiederò al comune, il comune mi risarcirà e dopodiché il comune si rivarrà su di te e se non lo fa sarà il procuratore della Corte dei Conti a chiederti i soldi. Sbrigati a intervenire nel tuo interesse personale. Una variante di questo caso è stata, siccome qui sta costruendo davanti alla pizzeria del mio cliente, la pizzeria si chiama Terrazza, ha senso se c'è la terrazza con la bella vista, questo sta facendo la sopraelevazione, non si vede più il lago, e non dico che comune era, eccetera, eccetera, viene depauperata, il locale, il ristorante, pizzeria non vale più niente o vale molto meno in ragione di questo profilo, il danno quindi è relativo all'avviamento, te lo quantifico io, su quello che è il depauperamento per la bellezza, ma voi capite che è tutto molto virtuale. La cifra che già la mente è una cifra enorme, vedi tu se non è il caso di intervenire. E il funzionario si reca a sua volta da un legale dicendo quanto sto rischiando, posto che io non ce la faccio a intervenire. Siamo due geometri, l'ufficio è quello che è, dobbiamo mandare avanti le pratiche, cosa facciamo? Sono Marcello Fracanzani, sono il vostro docente per questi incontri, qui al mio fianco c'è l'avvocato Laura Paglia, con cui collaboriamo da molto tempo, non diciamo quanti, recentemente perché le signore non... Ecco, abbiamo esperienza sia per quanto riguarda la tutela degli enti, dalla parte degli enti, sia di volta in volta ci mettiamo anche dalla parte degli imprenditori. Io poi da 27 anni sono anche, pensate un po', docente universitario, di cui da 13 professore ordinario, Università di Padova, Università di Udine, Università del Friuli Venezia Giulia. Anche l'Accademia Militare di Modena, lo ricordo sempre, agli ufficiali dei Carabinieri. Sempre con molto piacere. A questo punto i lavori avevamo pensato una cosa di questo tipo. Sempre tramite casi pratici, tutti accaduti e tutti veritieri, dei quali omettiamo per quella privacy che abbiamo già citato nel dovere di accesso. Ometteremo rigorosamente ogni riferimento. Vediamo oggi che cos'è una CILA, che cos'è una SCIA, che cos'è una DIA, che cos'è questa semplificazione amministrativa, quali vantaggi o svantaggi dà per il privato e quindi cosa il privato deve stare attento, quali vantaggi, pochissimi, svantaggi già agli uffici e dove gli uffici devono stare attenti. Ma è chiaro che se non partiamo da dei casi pratici che potrebbero capitare a ciascuno di voi o molti dei quali sono capitati anche a voi, ben difficilmente possiamo poi commentare le norme. Allora io andrò avanti fino alle 11:15 con i casi e spiegando per approssimazioni successive i concetti generali, non generalisti, ma i punti nevralgici ai quali stare attenti. Dopodiché faremo una pausa di una quindicina di minuti. Ci sarà una seconda parte con slide. In ogni incontro ci alterneremo
in maniera da sentire più voci e rendere anche più agevole la comprensione, più fruibile la docenza. Vi chiederei di non interrompermi in questa prima fase, se avete le domande, per due ragioni. La prima, perché nella mia esperienza quello che può essere una domanda di un certo momento viene 9 volte su 10 spiegata nel proseguo. La seconda, per mantenere i tempi nell'interesse di tutti, sia di chi è in aula, sia di chi è in streaming, di quello che non capite segnare. In questo modo poi raccogliamo le domande all'esito della pausa, le organizziamo e rispondiamo congiuntamente con maggior efficacia alla fine o verso la fine della seduta. Chi ha già capito o non gli interessa le domande in questo modo è più agevolato se deve ritornare in ufficio, chi invece non ha capito, ha posto la domanda o comunque è interessato alla risposta, invece rimane più convenientemente. Evitiamo così, nell'interesse e nel rispetto di tutti, di dilatare i tempi o di entrare in consulenza specifica. A questo proposito, il corso si caratterizza senz'altro per l'attività d'aula, senz'altro per le slide, senz'altro per del materiale originale, una specie di guida pratica che è un po' il riassunto dei punti nevralgici o delle frizioni nei meccanismi a cui stare attenti e da tenere nel cassetto della vostra scrivania, e anche con un sistema di domande. Dovrebbe essere visibile online la stringa a cui porre delle domande in forma scritta, a cui poi daremo risposta entro le 24 ore lavorative. In questo modo le domande specifiche relative ai casi pratici, collegati ovviamente agli argomenti che trattiamo, quindi non attinenti a problemi di ufficio che esulano su conferenze e servizi imprese in un giorno, cioè le tematiche del corso. Dicevo, tutte le domande più specifiche le ponete gentilmente in forma scritta tramite l'accesso e vi sarà data una risposta scritta, all'esito della quale può eventualmente esserci un'ulteriore domanda, un approfondimento. In questo modo teniamo per l'aula i profili di domande coerenti con quello che è stato detto, sapendo che in ogni caso i problemi, perché lo so, ormai in questi anni so perfettamente che si viene ai convegni perché ciascuno ha una serie di questioni che nascono dal suo lavoro a cui vuole avere le risposte. Per queste questioni e per queste domande abbiamo ben volentieri questa modalità di risposta scritta in forma telematica. I due casi che cosa ci dicono? I due casi ci dicono che è difficile capire che cosa sia una scia, sia da parte del privato, dove, notate bene, privato è sia l'imprenditore che vuole partire, sia la banca che vuole tendenzialmente erogare il finanziamento, il mutuo, come si dice in termini coerenti, in termini correnti, anche se non rigorosi. Dall'altra parte che la stessa pubblica amministrazione, gli stessi funzionari fanno fatica a capire che cosa sia veramente una scia. E devo dirvi la verità, ho fatto fatica anch'io per tanto tempo a capire come mai si doveva fare la scia quando c'era già la DIA, quando c'era già il silenzio assenso e quando in realtà avremmo un articolo 1 e un articolo 2 della 241 che ci dicono che l'amministrazione ha il dovere, e quindi il cittadino ha il diritto, di avere un provvedimento espresso, quindi motivato, entro un termine di legge di 60 giorni o eventualmente quello previsto dai vari decreti, non più di 90, e se sono più di 90 fino a 180 previa delibera del Consiglio dei Ministri e quant'altro. Come mai DIA, SCIA, CILA, silenzio? Che cos'ha di diverso il silenzio dalla SCIA? Che cos'ha la SCIA di diverso dalla DIA?
Che cos'ha la CILA di diverso dalla SCIA? E perché dobbiamo continuare a cambiarne una dietro l'altra? È una questione di semplificazione? No, non è una questione di semplificazione. Il titolo è quello della semplificazione, la 241, ma non è questo quello che interessa. Che cos'è che interessa allora al legislatore? Uno, è una cosa da cui c'è rimedio o dobbiamo tenercela per il resto? È uno di quegli istituti estemporanei, ectoplasmici che ci arrivano ogni tanto sulla scrivania, frutto di qualche organizzatore di pubblica amministrazione che non è mai stato sugli uffici fin dall'inizio. Noi ci siamo stati perché l'avvocato Paglia è arrivato fino a vice segretario generale del Comune di Padova. Io sono partito da vice segretario generale del Comune di Thiene tantissimi anni fa e ricordiamo entrambi una persona molto cara che ci ha insegnato il giro delle carte, cioè che gli uffici bisogna farli andare avanti. È frutto di qualcuno di questi che... No, neanche questo. La prima cosa preoccupante è che è di derivazione comunitaria e che ce la terremo. Perché ce la terremo? Perché è una questione di soldi. È una questione di soldi. Seguitemi attentamente. Quando qualcuno ti dice che ti fa un piacere, che vuole semplificare, che vuole agevolare, il sospetto è la prima cosa che sorge sia nel privato sia nella pubblica amministrazione. E in realtà da qualche anno ci si è resi conto che non possiamo più permetterci il provvedimento amministrativo. Ma come? Abbiamo detto, è ancora scritto nella legge che il cittadino ha diritto al provvedimento espresso. E io chiedo il provvedimento espresso, e io chiedo il permesso di costruire, e io voglio l'autorizzazione al commercio. Non è mica stata abrogata, e io voglio la mia autorizzazione al commercio con tanto di bel timbro del comune, pagando anche i diritti di segreteria, la sua bella marca da bollo, e me la metto nella cornice dietro la cassa come era una volta nei bar, vi ricordate quella cornice spesso polverosa? Voglio quella, perché non posso più averla? Io voglio il permesso di costruire, il DPR 380-01 ancora mi dice che il permesso di costruire è rilasciato a chi ne ha diritto. Chi ne ha diritto poi è un'altra questione di cui discuteremo. Non è abrogato, è previsto. Perché devo andare con la SCIA? Io voglio il mio bel permesso rilasciato nei termini con l'interruzione Rexius sospensione dei termini entro i 15 giorni della domanda per integrare la documentazione e dopo il rilascio con tanto bello di timbro, di firma del geometra comunale. Lo voglio. Perché non posso più averlo? Perché magari arrivava in ritardo? E allora andavo in comune e dicevo, ma io ho diritto all'autorizzazione al commercio, ho diritto alla... Ma dov'è il problema? Prima cosa ti dicevano. C'è il silenzio? C'è il silenzio. Ti ho detto di sì, va avanti. E qui la perplessità che questa semplificazione fosse in realtà una banalizzazione del diritto. Che io fossi defraudato di qualcosa, perché vedete, quella carta col timbro ha il suo peso. Ha il suo peso. Allora, in realtà noi non possiamo più permetterci il provvedimento amministrativo. Perché? Perché costa troppo, signori, costa troppo. Fare provvedimenti amministrativi costa troppo perché sono 3 voci di spesa. 3 voci di spesa molto ampie. Costa, prima voce di spesa, per gli stipendi dei pubblici dipendenti. Voi sapete che la prima voce di spesa del disastrato bilancio statale è dato dal pubblico impiego. Costa perché c'è sempre bisogno di più professionalità sempre più complesse per bilanciare interessi di cui prima non si percepiva il bisogno. Interessi ambientali, interessi...
sono emersi successivamente. La sanità e salubrità pubblica del testo unico 33-34 nasceva dalle esigenze, dalle conoscenze tecniche di allora. Man mano che la tecnica si sviluppa, emergono sensibilità maggiori e delicate, allo studio dei quali e al bilanciamento dei quali devono essere assegnate risorse e professionalità sempre più specializzate, sempre più alte per qualità e per quantità. Se per fare un procedimento una volta bastavano un dipendente e un applicato, una a sesto livello e un settimo, adesso te ne vogliono almeno 4-5 più qualche ottavo, più qualche alta professionalità, più qualche dirigenza con alta professionalità. È un costo, ma è anche un costo, voi sapete, per il danno da ritardo. Danno da ritardo è l'articolo 2 bis della 241. Se si sfonda il termine, il cittadino ha diritto a un danno di risarcimento del danno in prima battuta, che poi diventa indennizzo nella seconda parte dell'articolo, e sono due cose diverse, ma comunque dei soldi che lo Stato deve dare al cittadino perché non ha fatto in tempo a rispondergli. Io non ho diritto ad un sì o un no, non ho diritto del sì nel termine, ma ho diritto ad avere una risposta. Ho diritto ad avere una risposta. Io sono pronto con le mie mozzarelle per aprire. Le mozzarelle stanno andando, lo yogurt sta andando in scadenza, le ho fatte venire su dalla Puglia, delle burratine ottime, rischiano di andare a male perché tu, amministrazione, non mi dici sì o no. Se mi dici sì, benissimo, sono pronto. Mi dici no, le dirotto e le vendo subito ad un mio collega, che le vende lui. Ma non puoi tenermi sulla corda e farmi deperire le. Perché a questo punto io ho un danno per il tuo ritardo, per la tua inefficienza, perché non riesci con i dipendenti che hai o che non hai, a darmi la risposta nei termini di legge che tu ti sei messo, perché tu, il termine di legge sono 60 giorni, ma è lasciato ad ogni amministrazione di organizzarsi in base al personale che ha, alla delicatezza degli interessi in gioco e a tutte le altre sensibilità, di fissare un termine comunque non superiore ai 90 giorni. E poi c'è la terza voce. Magari mi fai il provvedimento, me lo fai tardi e me lo fai anche sbagliato. E quindi qualcuno ricorre, perché ci sono tanti avvocati, perché il TAR arriva e annulla il provvedimento e dà il risarcimento del danno. Ecco, fatto, abbiamo lavorato un sacco, ci hanno fatto le pressioni, siamo riusciti a finire con poco ritardo, abbiamo dato il provvedimento, però, sai, a lavorare in fretta succede anche che si sbaglia. A lavorare in pochi e in fretta, la prima volta ti va bene, la seconda volta ti va bene, la terza volta non puoi pensare che la macchina che continua a viaggiare con l'indicatore, col contagiri sul rosso, prima o poi non succeda qualcosa. Lo stress è tale perché è limitato nel tempo. Risarcimento del danno. Tutti questi provvedimenti. Risarcimento degli interessi legittimi. La sentenza 500 del 99 ha già compiuto la maggiore età, ma già prima, pochi si ricordano che era il legislatore che l'aveva introdotto il 31 marzo 1998, numero 80, articolo 35, il risarcimento degli interessi legittimi. Non è stata un'invenzione dei giudici. 15 mesi prima era già stata, 14 mesi prima era già stato il legislatore a prevederlo. E perché l'aveva previsto? Perché la sede comunitaria lo aveva imposto. Lo aveva imposto. Non è pensabile che se tu, amministrazione, sbagli, non paghi. Allora il concetto chiave è che chi sbaglia paga e i cocci non sono nemmeno suoi.
e che se sbaglia l'amministrazione paga l'amministrazione e che per ogni diritto violato ci deve essere un risarcimento. E o paghi tu o paga la tua assicurazione. O paghi tu e poi ti rivali sul dipendente e il dipendente c'è la Corte dei Conti che recupera sul suo patrimonio presente e futuro, eventualmente anche esteso agli eredi se c'è stato arricchimento dell'incolpato. Allora giustamente il legislatore dice qua piano, tanti stipendi per fare questi provvedimenti, rischiamo di arrivare in ritardo e sono soldi da pagare, rischiamo di fare il risarcimento di farli sbagliati e c'è il risarcimento del danno e insomma questi provvedimenti sono un colabrodo. È stato un errore dare il diritto al provvedimento in un certo termine, glielo togliamo, non si può più. Una volta che hai dato il diritto al cittadino non glielo puoi più togliere. Si era pensato di togliere il termine e si è detto no, non è possibile, non è possibile. Come facciamo? Voi capite che è una questione di risparmio di soldi. Prima cosa, dobbiamo risparmiare e ridurre i posti pubblici. E infatti ciascuno di voi lavora in un ufficio e ciascuno di voi ha visto in questi anni, pochi o tanti che sono di sua permanenza nella pubblica amministrazione, la pianta organica o il fabbisogno come si chiama adesso, sempre in calo, mai che siano aumentate le risorse, sono sempre calate. Addirittura il testo unico degli enti locali prevede che gli organi di governo, articolo 80-82, faccia la revisione quinquennale del fabbisogno e quindi si riduce e si affievolisce. E si risparmia. Si risparmia veramente? No, perché è vero che risparmi sugli stipendi, ma è chiaro che aumenti sia il danno da ritardo sia il danno da errore. Quindi la riduzione semplicemente quantitativa della prima voce di spesa ha comportato l'esplosione delle altre due voci di spesa. E se facciamo la somma delle differenze ci abbiamo rimesso, perché è chiaro che risparmiare su uno stipendio, facciamo un po' di conti anche, il cui lordo può essere sui 30-40 mila euro per l'amministrazione, viene bruciato immediatamente quando hai un danno da 40 mila euro, ma nessuno ti chiede un danno da 40 mila euro. I danni viaggiano dai 400 mila euro in su e quindi basta che tu sia stato condannato una volta ad un danno di questo tipo e sono 10 dipendenti per un anno, sono 10 annualità. Hai voglia di recuperarle. Il ritardo poi, voi capite, diventa fisiologico perché uno non ha neanche più il diritto di ammalarsi o di stare in gravidanza. Allora il legislatore interviene dicendo col silenzio assenso e dice guarda, io voglio provvedimento eccetera, ti faccio causa perché le mozzarelle qua stanno decadendo. Dov'è il problema? Dov'è il problema? Dov'è il problema? Io sono stato zitto come amministrazione, tu vai avanti. Se sono stato zitto è come se ti avessi detto di sì. E voi capite allora che il silenzio assenso mi tampona il danno da ritardo. Dice, dov'è il problema? Ti ho detto di sì. Ti ho detto di sì. È come se ti avessi detto di sì. È come se ti avessi detto di sì. Allora posso ridurre il personale, prima voce di spesa, non ho un ampliamento della seconda voce di spesa perché chiunque viene a protestare e dire qua io ho diritto al sì o no, ho diritto alla risposta in poco tempo, come mai tu non mi dai la risposta? Posso sempre dire guarda, dov'è il problema? Vai avanti, c'è l'articolo 20 della 241, silenzio, che normalmente ha senso. I più vecchi tra di noi qui si ricordano che questo silenzio prima era diniego,
poi era assenso, poi è tornato diniego, poi è assenso, poi è generalmente assenso, salvo le 5 categorie: ambientale, storico, artistico, sicurezza interna, immigrazione e profili connessi alla finanza. Poi un po' aumentano, un po' si riducono e quant'altro. Non sono queste categorie, per il resto è il sì. Riduce questa la terza voce? No, non mi riduce la terza voce, non basta, perché è come se tu mi avessi detto sì, sei tu amministrazione che mi hai detto sì. Ma qual è la parte più importante del provvedimento? Dirmi sì o no? E no, mica tanto quella è la parte del provvedimento che mi interessa. Mi interessa la motivazione. Perché è la motivazione che mi rende il provvedimento inattaccabile o attaccabile. È la motivazione che è coerente o no alla legge. Dice presupposti di fatto ed elementi di diritto, l'articolo 3 della 241, per parlarci della motivazione. È la motivazione che dimostra che è coerente con l'istruttoria, è la motivazione che mi dice che è in ossequio alla sentenza del TAR che ha dato delle prescrizioni. È la motivazione che mi dice che faccio così perché è un atto dovuto. È la motivazione, cioè, che misura la solidità di quel sì. E con silenzio assenso io non ho la motivazione. E poi è un sì alla cieca. Tant'è vero che si impugna il silenzio assenso. E tu, amministrazione, ti prendi la responsabilità di aver detto di sì senza aver fatto l'istruttoria, senza aver fatto la motivazione, perché è una finzione quel sì. Diciamocelo chiaramente, è una fictio iuris, è una finzione. È come se avesse detto di sì. Ma parliamoci chiaro, signori, è la stessa cosa che fare un sorpasso in curva o fare un sorpasso a occhi chiusi, o viaggiare di notte con la nebbia a fari spenti e a tutto acceleratore. Può andarti dritta, ma la statistica non è dalla tua parte. Qualche volta quel sì, che per legge è come se avessi detto sì, era giusto dire di sì, il più delle volte, statistica alla mano, era sbagliato dire del sì. E soprattutto che cosa? Grazie. Grazie. Ma con questa finzione che cosa succede a me dipendente della pubblica amministrazione? O equiparata. Privato esercente una funzione pubblica. Non basta cambiare la giacchetta, non basta cambiare la carta intestata e mettere SPA o SRL per fare il salto e ritenersi staccati. Cosa cambia? Cambia che è un aumento di responsabilità. Zitti zitti e senza farsi compire, con questo silenzio assenso come semplificazione è stato un ricarico di responsabilità sui funzionari. Sia. Non hai avuto tempo di guardare l'istruttoria perché siete sempre meno e l'istruttoria è sempre più complessa, non ce l'hai fatta nei giorni perché ti sei ammalato, perché lo straordinario non è bastato, perché posso fare 10-20 giorni di straordinario, al 45esimo comincio mio marito mi guarda a casa e mi dice cosa sto facendo, mia moglie mi guarda e dice dove sono stato e non ci crede che io sia stato in ufficio, ho lo sguardo alienato, mi controlla la pupilla. Così è, così c'è la tracciabilità, il telefonino. Abbiamo questi casi, cioè sapete, l'universo delle cause di lavoro è enorme. Cioè ci sono problemi, il tuo sindaco è un rovina famiglie, te tieni a lavorare così sempre, così è, così. Non ce la faccio, ma tu, legislatore, mi dici che è come se avessi detto di sì e mi dai tutte le responsabilità di un potere che non sono riuscito ad esercitare perché fisicamente non ce l'ho fatta.
Normalmente, vedete signori, qui vi chiedo uno sforzo di comprensione, c'è sempre un rapporto tra potere e responsabilità, tanto potere quanta responsabilità. Non posso essere responsabile di ciò di cui non ho il potere, e se ho un potere devo essere responsabile semplicemente perché sono un amministratore, sia che io sia il presidente della Camera di Commercio, sia che sia quello che è arrivato a Ventizio per tenere in sostituzione di una gravidanza, quindi sicuramente a termine. In quanto non gestisco cose mie, gestisco cose, diritti, beni, persone ricevuti in consegna, al termine del mio mandato elettivo, incarico, nomina, lavoro, devo restituire quello che non è mio, possibilmente implementato, sicuramente conservato. Avete presente quel discorso del padrone che va via e chiama i servi, dà il soldino a chi 5, a chi 2, a chi 1. Chi 5 deve dare 10, chi 2 deve dare 4, chi 1 dovrebbe dato 2. Lo sforzo è uguale, lo sforzo è uguale. Qui invece però questo padrone non ti dà il soldino, non ti dà la risorsa, ma ti sgrida se non gli porti il doppio dei soldi che non ti ha dato. Per carità, è vero che quel padrone è superiore ed è un dio, e il nostro no, però dal tutto al niente ci dovrebbe essere qualcosa in mezzo. Attiro la vostra attenzione su questo concetto. Col silenzio assenso assumiamo delle responsabilità senza avere il potere di incidere. Perché è la stessa cosa della conferenza dei servizi, di cui non parliamo oggi, ma parliamo nei prossimi giorni, in cui avete presente, se non ci vai, puoi chiedere rinvio, ma se non ci vai la seconda volta perché dici che hai un impegno, allora vuol dire che prevale quell'impegno su quello dove ti hanno convocato e quindi si presume che tu sia andato e che tu abbia detto di sì. È la stessa cosa, quella che si chiama fictio iuris, la presunzione in italiano, fictio in latino, ma voi capite che i latini erano più svegli di noi e la chiamavano per quello che è una finzione, una finzione. Attenti quindi al silenzio, a dire si va avanti tanto è come se ti avessi detto di sì, perché tamponiamo l'indennizzo per ritardo, ma facciamo il sorpasso al buio o in curva, al buio, in curva e con la nebbia. Assumiamo il potere di lasciare le cose andare non potendole controllare, perché quel silenzio è una finzione di provvedimento amministrativo. La domanda decorso del termine equivale a un sì dell'amministrazione, come se ci fossero i timbri. Il legislatore ha quindi capito, mica per rispetto dei dipendenti, sapete, no, perché? Tanto se sbagliano, pagano loro, io comune ho il risarcimento, pago il risarcimento al cittadino, io pubblica amministrazione pago il risarcimento al cittadino, ma poi quei soldi vado a recuperarmeli sul dipendente. Perché quindi intervenire sul silenzio assenso? Lasciamolo bene così, perché non è una fonte di uscita. È una fonte di uscita in prima battuta, perché dovrò risarcire colui che è stato leso, ma tanto poi quei soldi li recupero dal dipendente che ha dormito, o che non ha lavorato, o che non ha fatto gli straordinari che doveva. Ma non mi basta ancora, dice il legislatore, io voglio qualcosa, come posso fare perché il cittadino, l'imprenditore, chi richiede qualcosa all'amministrazione non mi tormenti più? Molto semplice, non devo dargli un provvedimento. Lui chiede, ma io non gli do. Lui chiede il provvedimento, ma io non gli do il provvedimento. Allora ci prova con la DIA, che l'avevamo già vista, la conoscevamo, ricordiamoci ancora la 4785, comincia là, figurati un po', se è una roba nuova. Poi abbiamo avuto la 662 del 96, la 724,
che era il secondo condono, e avanti con le die. Denuncia, inizia attività. Però qui che cosa avevamo? Avevamo Tizio che dichiara, un certo termine, un mancato intervento dell'amministrazione, il consolidarsi del diritto. Ma ancora una volta era un provvedimento, silenzioso ma provvedimento, silenzioso ma provvedimento. No, dice, non mi basta ancora. Voglio non darti niente, perché se io non ti do niente, non sono colpevole di niente, non sono colpevole del ritardo, ma non voglio neanche essere colpevole dell'averlo sbagliato. E allora ecco la scia, che noi non abbiamo mai capito, fin quando non ci pensi sotto questo profilo economico. Perché tutto questo disastro della scia? Perché con la scia il cittadino fa tutto da solo, l'amministrazione non dà niente, non interviene. Non interviene. E allora la prima stesura della scia. E noi abbiamo preso sotto gamba, ciac, si scia, andiamo tutti a sciare. Ciac, facciamo slalom tra i provvedimenti amministrativi, ciac, ci sbrighiamo e bypassiamo tutti gli adempimenti. Oh che bello, oh che bello. Il passaggio concettuale è proprio qua. Con la scia il cittadino dichiara di essere nelle situazioni previste dalla legge. La legge dice così, fattispecie astratta, per usare ancora quei termini giuridichesi che più o meno ci ricordiamo. Io sono messo così, fattispecie concreta. La fattispecie concreta mia, della mia situazione, è esattamente dentro la fattispecie astratta, sono nelle condizioni previste dalla legge, parto. A te amministrazione non chiedo niente. Tu amministrazione non devi fare niente. Non devi fare niente. Interessante, uno dice, è una vera semplificazione allora sta roba qua, ma fino a un certo punto. Io cittadino dichiaro, io parto direttamente, non c'è un termine da ritardo, perché dice, dov'è il problema? Hai dichiarato, prima bisognava aspettare 30 giorni, adesso neanche più quelli, basta, io la sera mando una PEC a mezzanotte e un minuto al comune, non diciamo quale, ma incrocio lo sguardo di un segretario comunale, sempre con molto piacere, e la mattina alle 7, prima che il comune sia aperto, ho già dato il via alle ruspe dell'azienda, dell'impresa di Movimento Terra, che sono tutti là fermi e non aspettano altro che un incarico a questo punto da privato, perché i rotatori non se ne fanno più, per rimettere, ampliare, fare, sviluppare la mia abitazione. Quando l'ufficio tecnico apre alle 9 e vede la PEC, io sono già da 2 ore che sono partito. Intanto il mio vicino è già là, fuori dall'ufficio, fuori neanche dall'ufficio tecnico, ma dal comune, che ci sono quelle della cooperativa delle pulizie là, che dice non c'è nessuno, e dalle 7:15 c'è il mio vicino là che batte, e quelli delle pulizie che dicono siamo solo noi un attimo, dopodiché alle 8 batte, dopodiché va dal sindaco, il quale il sindaco chiama l'ufficio tecnico e dice guarda che in via tal dei tali stanno facendo lavori, e il geometra dice non so niente sindaco, non so niente. Com'è possibile che non sai niente? Vai in comune perché c'è Tony Cucco che è lì che deve, che vuol sapere com'è la situazione. Oppure manda i vigili a vedere. Arrivano anche i vigili, polizia locale, adesso non sbagliamoci, e io, già pronto, ho stampato a colori
la PEC e do ai vigili, eccolo qua, la SCIA, mandato tutto, elaborati cartografici, con firma digitale del professionista abilitato, in allegati alla mia PEC, mandati a 00:01 di oggi. Mandato, ho iniziato. E un po' titubanti, la polizia locale converge, non si reca, converge verso il municipio. Ha fatto qualcosa l'amministrazione? No. Sono partito io? Sì. Parti a tuo rischio e pericolo. Parti a tuo rischio e pericolo. Semplificazione. Se sei sicuro tu, vai. Ma se è sbagliato, attenzione, non chiedere niente a me, amministrazione. Non da ritardo perché parti quando vuoi. Non per errori perché hai fatto tutto da solo. Ecco. Vantaggi e svantaggi della SCIA. Il privato, guardiamolo dalla parte prima del privato, come nel nostro esempio numero 1, e poi guardiamolo dalla parte della pubblica amministrazione dei dipendenti, perché pubblica amministrazione è una parola astratta, dietro ci sono sempre persone che mandano avanti come possono più o meno bene la carretta. Dalla parte del privato hai fatto tutto da solo. Non cosa chiedi a me? Tu hai guardato la legge. Tu hai sbrogliato le 1000 leggi che ci sono. Sapete quante leggi sono vigenti in Italia? Allora, se chiedete alla Presidenza del Consiglio dei Ministri vi dice 300.000. Se chiedete al Ministero degli Interni che cura normativa e la semplificazione dice 150.000. Se chiedete all'Ufficio Studi del Parlamento, che ha sede presso il Senato della Repubblica, vi dice 100.000. Allora, fra 100 e 300.000 è un rapporto di 1 a 3. Direi che, vero ingegnere, non siamo nei limiti della tolleranza. No. Ma anche tra 150 e 300 siamo un rapporto di 1 a 2 e anche qui siamo fuori dalla tolleranza. E secondo me siamo fuori dalla tolleranza anche fra 100 e 150. Perché mi pare che un errore del 50% non sia ammissibile. Non sia ammissibile, per quanto ci sia una volatilità della materia e quindi è come l'alcol, l'etere, si sa, è evaporato, era 1 litro quando abbiamo partiti, però col caldo, il tappo che non teneva bene, la bottiglia è arrivata a 75 centilitri, sarà più denso però vabbè, sarà più saporito, peccato che l'alcol se ne sia andato. Io, dice lo Stato, non faccio più sbrogliare ai miei cittadini, ai miei dipendenti le norme. Perché io, Stato, devo garantire a te, cittadino, qual è la norma applicabile? Presupposti di fatto, elementi di diritto nella motivazione. Solo andare a vedere qual è la norma applicabile è un disastro. Questa sostituita, modificata, abrogata. Sono o restano abrogate le seguenti norme? Sono o restano abrogate? Cosa vuol dire? Che neanche tu mi vieni a dire se le stai abrogando adesso o che forse potevano essere state abrogate da prima e che a prescindere in ogni caso tu me lo ricordi? Che restano abrogate? E da quando è che erano abrogate? E in base a che cosa? Per abrogazione espressa o per incompatibilità e quindi per abrogazione implicita? No, l'amministrazione non fa più gli elementi di fatto, gli elementi di diritto. La parte giuridica, lo sbroglio della normativa non la fa più l'amministrazione. E l'istruttoria neanche quella. Gli elementi di fatto li fa, non li fa più l'amministrazione, li fa tutti il privato. Il privato, il quale si fa l'istruttoria e se la paga, mentre una volta gliela facevano gli uffici, cerca di sbrogliare la normativa, vede quella applicabile per vedere se c'è dentro e se la paga anche quella, e magari trova anche quello, sia, mettiamo dentro tutti, sia i legali ma anche i tecnici che addomesticano i dati, parliamoci chiaro, e il progetto sta dentro il PRG
e la normazione sta dentro le norme tecniche. Un colpo di qua, un colpo di là, e la carrozzeria della macchina viene rifatta. Speriamo di ritrovarla intera, vero? Sì. E non modificata. La sicurezza, imparzialità, con tutti i suoi svantaggi della pubblica amministrazione. E perché devo darti qualcosa? Attenzione, se te lo puoi pagare, se ti puoi pagare il buon professionista, trovi il modo di poter ampliare la casa. Ma se non hai i soldi, no. Ma in fondo che cosa è di diverso dal sistema sanitario in cui la prima cosa che devi tirar fuori quando sei incidentato è la carta di credito, se no l'ambulanza non ti tira su? Non è solo il ticket da pagare, è che la prestazione della pubblica amministrazione la devi anticipare tu tutta. Tu tutta. Tu tutta. Così è. E se non te la puoi anticipare, beh, non hai diritto a costruire. Allora voi vedete il mio diritto all'ampliamento della casa, il mio diritto ad aprire l'impresa, sarebbe l'articolo 41, insomma l'iniziativa economica è libera, il mio diritto alla salute, ci sarebbe un articolo 32, il mio diritto alla casa, se me lo posso permettere. L'amministrazione non dà più niente, non fa più istruttorie, né di fatto, né di diritto, né niente. Per aprire una bottega bisognava il front office, che vedesse, il back office che guardava se il progetto era a posto, poi mandava i vigili a misurare la superficie di vendita, poi tornava indietro e faceva il calcolo di quello che bisognava pagare, poi dopo che il responsabile del procedimento aveva visto che tutte le carte avessero fatto il giro giusto, quello del provvedimento firmava. Vuoi mettere quanta attività, anche professionale, anche specialistica? Io l'ho fatta banale, ma voi sapete che non c'è nessuna pratica banale. Quanto costo per istruire questa pratica? Te lo fai tu, ti paghi l'architetto, ti paghi l'ingegnere, ti paghi il geometra, ti paghi l'avvocato. Non puoi farlo? Peggio per te. Peggio per te. Per avere che cosa però? Per avere che cosa? Ecco qua, vi ricordate l'affidabile del nostro amico. Per avere un titolo di credito? No. Per avere una tua dichiarazione. Una tua dichiarazione. E poi hai fatto tutto tu. E se hai sbagliato e qualcun altro salta addosso, beh, hai fatto tutto tu. E comunque, cari signori, non fate causa a me Stato, ma se è sbagliato vuol dire che il geometra, l'architetto, l'avvocato, il perito ti hanno sbagliato. Fai causa a loro. E io che ho pagato i soldi per farmi fare la scia, dico scusi ingegnere, scusi architetto, scusi avvocato, ma lei mi ha firmato qua che era giusto e adesso mi è stato annullato. Qua mi hanno fatto causa, il vicino ha ottenuto che, e un giudice mi dice che non lo posso fare. Scusi sa, ma lei ha sbagliato nella sua professione? Quindi è colpa grave professionale, mi risarcisce tutto e se non paga lei, paga la sua assicurazione. Ecco, allora voi capite che per poter fare i professionisti bisogna avere l'assicurazione, come per andare in macchina. Però è peggio di così, mentre per andare in macchina devo avere la patente e quindi bene o male faccio un esame con i quiz e con la guida. E comunque devo fare l'assicurazione che se almeno faccio fuori strada dei danni qualcuno mi paga. Qua stiamo anche riducendo la professionalità purché ci sia l'assicurazione e chi è assicurato fa il lavoro e chi non è assicurato non fa il lavoro e quando uno sbaglia tante volte non trova nessuno che lo assicura. Questo da parte del professionista. Guardiamola adesso dall'altra parte, dalla parte dell'amministrazione. Ah, che bello, dicono i sindaci. Riduco la pianta organica. Anziché fare un provvedimento, mi servono 100 persone per fare provvedimenti
in cui però sbaglio nei tempi, sbaglio e ho il danno e pago, con 10 vado a vedere se Tizio è d'accordo, se Tizio ha fatto bene o no. Cioè l'amministrazione che cosa fa? Va a controllare. L'attività dell'amministrazione si riduce a 1/10. Va a controllare. Deve andare a controllare. Controlla se Tizio, che ha detto che la legge gli consentiva, era veramente nelle condizioni di legge. Era veramente nelle condizioni di legge. E se non lo è, interviene, lo ferma, chiude, eccetera. Cioè, ma io qua, cosa? Tu qua hai sbagliato, i metri non erano quelli, tu hai aperto un esercizio di vicinato, 150 metri quadrati di superficie di vendita se è comune sotto i 10.000, 250 se è comune superiore ai 10.000, qua hai sbagliato, i metri sono 157 o 257, a seconda che il comune sia grande o piccolo, basta, qui non siamo esercizi di vicinato, questa è la media struttura, nicht. Ah, ma il mio geometra è ubriaco, non sa prendere le misure. Adesso cosa succede? Adesso ti sanzioniamo, ti sospendiamo, ti facciamo eventualmente chiudere, poi potrai metterti a posto, ma vediamo intanto. E le mozzarelle della Puglia? Impara a fidarti del tuo professionista. Allora i sindaci hanno capito e hanno detto, bene, qua è come l'autovelox. Il venerdì sera dico ai vigili, Rexius alla polizia locale, di andare fuori e recuperare tutto lo stipendio proprio dei loro colleghi. Ecco qua l'autovelox, ecco qua il telelaser. Sbrigarsi, uscire, tenete conto che dovete, qua il nostro comune non ha la spiaggia, non ha l'interporto, non ha il casino, e perché abbiamo anche il problema là in Val d'Aosta che stiamo seguendo, San Vincent, che non riescono a farlo funzionare. Non ha il casino, non ha la spiaggia, non ha l'interporto, non ha il casino, non ha la farmacia municipale, e abbiamo solo la farmacia comunale, non ha niente. Che risorse abbiamo? Non ha il centro storico, non ha la zona blu, erano solo le multe del sabato sera, del venerdì e del sabato sera. Voi capite allora che la prima conclusione è che la scia è una sanzione. Non è un provvedimento, è una sanzione. Cioè è un modo per fare sanzioni, è un modo per fare infrazioni. Io vengo dentro e con 1/10, io comune con 1/10, io amministrazione con 1/10 dei dipendenti, anziché fare 100 provvedimenti amministrativi, con 1/10 dei dipendenti vado a controllare quello che hanno fatto i professionisti e tiro su sanzioni. Anziché 3 voci di uscita, è una voce di entrata. Bellissima questa scia. Fantastica. Anziché 3 voci di uscita, è una voce di entrata. Ecco perché l'Europa l'ha imposta. Come pensate che si possa raddrizzare il bilancio statale? O aumentando le tasse, ma mi pare che siamo già, e poi succede quello che avviene in Grecia o in Spagna, che ce lo siamo dimenticati perché adesso si pensa all'indipendenza catalana, ma solo 2 anni fa, 3 anni fa erano un po' in difficoltà con i conti e con gli stipendi e con i licenziati. Quindi aumentare le tasse no. E quindi o aumenti le entrate o diminuisci le spese, le uscite. Qual è la prima voce di uscita? Il pubblico impiego. Come lo riduci? Rendendolo obsoleto, cioè non serve. Come fai perché non serva? Perché non ci siano più provvedimenti amministrativi. Cosa fanno i pubblici dipendenti? Provvedimenti amministrativi. Benissimo. Togliamo i provvedimenti amministrativi. Come togli il provvedimento amministrativo? Lo fai fare al privato, a suo rischio e pericolo, a sue spese, paga lui i professionisti, anziché andare con i professionisti pubblici, a suo rischio e pericolo, se sbaglia paga lui all'amministrazione, anziché 3 voci di uscita, stipendi, danno da ritardo, danno da errore, una voce di entrata, sanzioni. Possiamo pensare che venga tolto questo paradigma? No, neanche un po'. Neanche un po'.
È ovvio che qualcosa che ti porta soldi e non ti costa, perché ricarica su altri i costi che c'erano prima, non verrà tolto. In quanto è una forma di risanamento del bilancio, non so se di risanamento dell'economia nazionale, matematica. Allora dice il nostro mozzarellaio, il nostro Risto Barco, le mozzarelle, ho portato sui nodini, le burrate, il bianco di Loco Rotondo, i ghiummareddi, anni di docenza a Bari mi hanno introdotto. E per quanto io devo stare sulla graticola? Ah, beh, dice il legislatore, non preoccuparti, 30 giorni se sei nell'edilizia, 60 termine generale, ma entro 60 giorni l'amministrazione ti controlla. Beh, allora dicono, si è cominciato a dire, in fondo è come la DIA. Io aspetto, ho un periodo di incertezza che però è commisurato, seguitemi attentamente, rientra nell'alea d'impresa, mi faccio carico che per 30 giorni o 60, vabbè, dai, mi fanno partire, poi mi fermano nei primi 60 giorni, mettiamo anche il 50% di probabilità, vabbè, insomma, dai, sono andato avanti, dov'è il problema? Dai, mi assumo il rischio. 60 giorni, vabbè, tanto parto, con l'entusiasmo parto. Però possiamo dirci, è detto, va bene 60 giorni, va bene 30, va bene 90, va bene anche 180, va bene anche 18 mesi. Non sto dicendo numeri a caso, voi l'avete già capito. Però c'è un punto che ci scoccia. Va bene che con 1/10 del personale vado a controllare tutte queste scie e vado a seguire le scie. Una volta da ragazzini seguivamo la scia della lumaca, vero? Vedo io chi lo faceva da piccolo, si riconosce subito. E adesso dobbiamo seguire queste scie qua che sono, 1, meno visibili, 2, sono anche più veloci e sono tanto più veloci quanto più sono scorrette, perché chi è in buona fede lo scopri subito, ha fatto degli errori banali. Chi invece è strutturato non lo scopri, perché ha pensato a tutto, ti ha strutturato bene e si infila rapidissimo. Il punto però è questo che ci interessa, scusate se vi disturbo. Che dopo un termine che sia più o meno lungo, il fatto diventa diritto. Perché io, va bene, 60 giorni aspetto e dopo devo essere sicuro. 180 giorni aspetto, ma dopo sono sicuro. 18 mesi, 1 anno e mezzo, ma dopo sono sicuro. E in ogni caso vuol dire che se ho fatto qualcosa che non era a posto, perché non ero nei presupposti di legge, dopo un termine più o meno lungo, il fatto diventa diritto, l'illecito diventa lecito. No, tanto bene questo. Anche perché tu, amministrazione, che cosa ci stai a fare? Scusami, sai. Ecco perché il caso numero 2. Per controllare che tutti i diritti di ciascuno, che ciascuno abbia il suo. Che la mia libertà finisca dove comincia quella degli altri, che io abbia diritto a costruire senza che l'altro mi venga in casa, eccetera, eccetera. Cioè che ciascuno abbia il suo spazio. Che poi sarebbe l'articolo 97 della Costituzione, che poi sarebbe l'articolo 3, principio di uguaglianza. Ma voi sapete adesso che il nuovo che l'articolo 97 ha un nuovo primo comma, un nuovo comma 0? Noi eravamo abituati che l'amministrazione agiva secondo legalità. Non più. Tanto abbiamo fatto guardando referendum o non referendum e non ci siamo accorti
che l'articolo 0 il comma 0 dell'articolo 97 della Costituzione, cioè quello che dice quello che deve fare la pubblica amministrazione, dice che per prima cosa è il rispetto del bilancio. Il patto di stabilità in Costituzione. No, l'amministrazione deve seguire la legalità. Uno fa le leggi, l'amministrazione le esegue, il giudice giudica. Il legislatore fa le leggi, faccia quanto vuole, l'amministrazione agisce per risparmiare denaro e sceglie fra tutte le leggi possibili e immaginabili, il legislatore ne faccia quante vuole, quella che fa risparmiare. E se ha risparmiato è andato in Costituzione, secondo la Costituzione non ha risparmiato, ha sbagliato. Vi rendete conto? E allora a questo punto passo ulteriore tocca fare. Io, cara amministrazione, che tu venga a sanzionarmi, mi piace già poco. Che non mi dia più i servizi, mi piace ancora meno. Ma che soprattutto poi neanche controlli tutti. O controlli chi vuoi e non chi non vuoi, mi piace ancora meno. Perché guarda caso a qualcuno vai là il giorno dopo e a qualcuno vai là mai. Magari non è così, e noi siamo sicuri che non è così, però si può pensare che sia così. E il solo rischio dell'eccesso di potere è già eccesso di potere. Perché il cittadino comincia a pensare che gli uffici ragionino per piacere o per non piacere. Vedete che velocemente siamo già arrivati a dover cominciare a fare il riassunto, perché mancano 15 minuti alla pausa. Abbiamo detto tante cose, 16-17 minuti alla pausa. Dobbiamo cominciare a quagliarle, perché sì, io ho fatto un racconto, ma adesso dobbiamo cominciare a quagliare, a mettere insieme, ad agglutinare questi concetti, a metterli in fila per averli chiari nella nostra testa e sapere quando lavoriamo queste norme che cosa c'è dietro e come dobbiamo comportarci. La SCIA. La SCIA non è un provvedimento. Con la SCIA il cittadino si paga, punto primo, con la SCIA il cittadino a sue spese, andando da chi vuole, si paga la verifica di essere nelle condizioni previste dalla legge. Si fa lui l'istruttoria, si sbroglia lui la matassa normativa a sue spese. Sapendo, punto 2, sapendo che se qualcosa va storto, vedremo adesso, arriva la sanzione, arriva il vicino che fa causa, arriva la polizia locale, arriva il desistat, arriva o non arriva, in ogni caso ha qualcuno diverso dallo Stato a cui chiedere il risarcimento del danno. E vuoi mettere, anche per me, cittadino, professionista, gruppo economico, un conto è far causa allo Stato, davanti a giudici dello Stato a far causa allo Stato, vuoi mettere, e un conto è far causa al privato che ha sbagliato nel suo lavoro. Scusa, non sei ingegnere, non sei architetto, non sei geometra. Qua le misure sono sbagliate? Non hai la patente di architetto. Chi ti ha dato la patente? Se hai sbagliato professionalmente. O paghi tu o paghi l'assicurazione. Ecco che per fare professionista bisogna avere un'assicurazione adeguata. Anzi, prima ancora, siamo sempre nel punto 2, vengo a vedere quanto sei assicurato. Perché se non sei assicurato abbastanza per farti sta pratica, non vengo. Perché se si tratta di fare l'esercizio di vicinato è un conto, se si tratta di fare il centro commerciale, che poi vado a fare da un'altra parte, voglio un'assicurazione maggiore. Allora, il punto primo, il cittadino si paga l'istruttoria di fatto e di diritto e si assume il rischio, lui. Punto secondo, questo rischio lo ricarica sul professionista e o sulla sua assicurazione. In questo modo tutte le proteste del cittadino vengono dirottate
dall'amministrazione al privato. Punto terzo, l'amministrazione non ha fatto niente, non ha fatto niente. Non ha fatto niente, perché nella SCIA non vi è intervento amministrativo, non vi è intervento amministrativo. E questo, il punto terzo, non è intervento amministrativo, era già implicito, ma siccome qualche giudice, qualche professore universitario continuava a dire guardate che l'amministrazione in ogni caso ha dei doveri eccetera e quant'altro, nel comma 6 ter, ve lo segnate, il 6 ter dell'articolo 19, e quindi quando ci sono i numeri bis e ter, il mio compianto maestro diceva bisogna sempre stare attenti perché sono norme insidiose, vuol dire che la costruzione originaria come era non andava bene, che faceva fumo, faceva frizione, che bisogna metterci dentro una rotellina, una rondella, un ingranaggio, una puleggia per agevolare il movimento. E quindi vuol dire che se c'è un numero bis ter vuol dire che c'è, non parliamo del quinques, o no, un deces ci piace, duodeces, terdeces, undeviginti, come sarebbe correttamente il 19, o duodeviginti, il 18, vedete ai vecchi ricordi, vuol dire che il punto è delicato. Dove c'è scritto bis ter vuol dire che come andava non c'era, ha creato confusione, che è venuto a intervenire di nuovo e che quindi la questione. Cosa ce lo dice? Ce lo dice espressamente. Ce lo dice espressamente. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia, la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Non sono provvedimenti amministrativi. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e in caso di inerzia esperire. Questo lo diciamo dopo. Il punto 3 si riferisce al comma 6 ter dell'articolo 19 dove è dichiarato espressamente, non bastava più la costruzione da cui si capiva, ma proprio espressamente il legislatore ha detto guardate che la SCIA non è un provvedimento amministrativo, l'amministrazione non ha fatto niente, non è un provvedimento neanche tacito, perché il silenzio assenso dice un provvedimento tacito, no guarda, te lo metto nero su bianco. Non è un provvedimento amministrativo neppure tacito e non è impugnabile. Non pensare di farmi causa sulla SCIA. Cosa serve sto comma messo qua? Non fare causa a me, vai dal privato. Non il TAR, vai dal giudice civile perché ha sbagliato il tuo architetto, ha sbagliato il tuo geometra, ha sbagliato il tuo avvocato, ha sbagliato il tuo commercialista. Ti fai dare i soldi da loro e se non ne hanno dalla loro assicurazione. E quando un architetto, un geometra, un commercialista, un avvocato ha sbagliato 6, 7, 8 volte, intanto il bonus malus, peggius peggissimus invece che peior peximus, dell'assicurazione ti impone a livelli che esci e chi non è capace perché fa danni, scusi sa architetto, ma lei fa un sacco di danni, noi non l'assicuriamo più, arrivederci e grazie. Via dal traffico degli affari. Le cause di là. Punto 4. L'amministrazione che cosa fa? L'amministrazione ha un dovere di sorveglianza. Ha un dovere di sorveglianza. Di che tipo? Nei limiti. Lo stesso dovere di sorveglianza nei 60 giorni, se ce la fa. E se non ce la fa, è omissione dati d'ufficio, è qualcosa di peggio, no, perché io, privato, io amministrazione, non ho la possibilità di sanzionare tutti quelli che sbagliano. Quanta gente è in divieto di sosta oggi? E quante multe si fanno in relazione al divieto di sosta? Quanti stanno superando i 130?
e salvo il tutor, quanti vengono sanzionati? Quanti non in autostrada stanno andando in 100 oltre i 50 o i 70 o i 90? Cioè il rapporto tra violazione e sanzione non è predicabile e tu non hai un diritto a che il tuo vicino che sbaglia sia sanzionato. Se la sanzione arriva, bene, se no, no. D'altronde, eccolo qui il passaggio che mi serve. Quanti reati non vengono puniti? Quanti reati non vanno in prescrizione? Scusi, vanno in prescrizione. O quanti non vanno in prescrizione? Cioè la percentuale è quella. Allora si è detto, siccome le sanzioni amministrative derivano dal penale, nel penale. Ma il passo ancora più ampio è, scusa, il PM esercita l'azione penale dove crede, dove fa, ma se non arriva da un'altra parte, pazienza, non hai diritto. C'è discrezionalità in questo. Ha l'obbligo di esercitare, siccome le risorse sono scarse, dice il PM, io mi concentro sulla droga, oppure sulla prostituzione, oppure sulla corruzione, e andiamo a filoni. Ma è chiaro che se mi concentro sulla corruzione, e la droga è, oppure se mi concentro di qua, crescono i furti o le violenze. Perché non posso far tutto, posto che la Costituzione mi dice che ho l'obbligo di esercitare l'azione penale? Perché siamo in pochi. Non ce la facciamo. E i pubblici dipendenti e l'amministrazione è lo stesso, siamo in pochi. Vi ricordate, abbasso il numero dei dipendenti, alzo il risarcimento da ritardo e il risarcimento da errore. Abbasso il numero dei dipendenti, alzo il numero delle irregolarità non perseguite. Perché se siamo in 2 geometri, già è difficile beccare tutti gli abusi edilizi, hai voglia? Posso dire quindi che è imprescrittibile? No, non lo posso dire. E infatti do i 60 giorni. Entro 60 giorni posso andare a vedere. E se è sbagliato, punto 5. Punto 5 è un dovere di vigilanza nei limiti delle risorse. Punto 4 ci dice è una sanzione e in quanto sanzione non c'è il diritto alla verifica, al perseguimento. Punto 5 mi dice nei 60 giorni io faccio un'ispezione se riesco e in questa ispezione ti guardo tutto e guardo io e ripercorro il percorso che ha già fatto i tuoi professionisti. Se è giusto, bene, se non è giusto, 3 possibilità: interrompo, ti fermo, ti faccio cessare l'attività, ordina la cessazione, ordina la sospensione, intanto sospendo e poi vediamo, oppure indica la conformazione. Non preoccupatevi, qui siamo ancora nella fase discorsiva, poi dopo tutti questi discorsi vengono ripresi, le slide, eccetera. Qui non affannatevi se non prendete tutti gli appunti, non è che sono cose che non saranno dette, qui siamo nella prima lezione di inquadramento generale. E in questa fase io verrò a guardarti e se non sei a posto, sospendo nel dubbio. Ordino la cessazione, indico la conformazione, cioè come fare perché tu possa continuare. Se conformi, bene, se non conformi, si intende vietata. Vabbè, dice, nei 60 giorni vediamo, ma se non vieni nei 60 giorni sono tranquillo che il mio Risto Bar è aperto, perché io quello è il problema. O devo aspettare i 18 mesi? Devi aspettare i 18 mesi perché è vero che non è un provvedimento, ma se fosse stato un provvedimento, che comunque non è perché te l'ho scritto qua, io amministrazione posso intervenire come interverrei se fosse un provvedimento viziato, annullandolo, con i presupposti dell'autoannullamento.
21 octies della 241. Cioè bilanciando e vedendo se tra quello che è successo, l'affidamento dei terzi, il danno che hai fatto e quant'altro, io non debba intervenire ad annullartelo. Va bene. Allora, per dirla in soldoni, dice sempre il nostro ristoratore là, dice, va bene, ho capito, dice il professore, ho capito perfettamente. Io vado, apro il mio ristobar con la pensione della nonna, della zia. Aspetto e tengo le dita incrociate e faccio qualcos'altro per 60 giorni. Attività commerciale, quindi non i 30 edilizia, ma i 60. Aspetto 2 mesi, no, 60 giorni, no 2 mesi, 60 giorni. Va bene, che differenza c'è? C'è, si fidi. Va bene. Noi sappiamo che c'è differenza fra 2 mesi e 60 giorni, difficile fargliela capire, d'altronde fa degli ottimi panini e degli aperitivi squisiti, meglio così. Va bene, dice, io mi segno qua che se non sono venuti a fermarmi vado avanti. E qua mi fanno il pelo e il contropelo. Dopodiché aspetto 1 anno e mezzo, no, se 18 mesi, va bene, 18 mesi, mi scrivo qua sull'agendina, ormai è quella elettronica sul telefonino, che se non sono venuti lì, mi fanno però, lì devono guardare meglio, quindi è più difficile che mi facciano chiudere, insomma bisogna che guardino ormai anche l'avviamento che ho, magari anche che ho assunto un paio di camerieri, qualche ragazza, do lavoro, ormai si è stabilizzata la situazione e dopo sono tranquillo dopo, professore, dopo 1 anno e mezzo o 18 mesi come dice lei? Risposta no, risposta no, risposta no. Perché? Allora sono 2 cose che sono le ultime che diciamo prima della pausa e siamo perfettamente in orario. E siamo sulla circostanza perché ci dice in nonies. Benissimo, il primo comma ed era quello che sapevamo quando si annulla e c'è l'annullamento. Il secondo comma si può annullare, si può sanare l'atto annullabile. E poi c'è un 2 bis, eccolo qua il bis, ricordarsi sempre quando trovate un bis che c'è qualcosa, che mi dice che i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di falsa rappresentazione dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione dell'atto di notorietà falsi o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullate dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di 18 mesi. Allora non sono sicuro neanche dopo 18 mesi. Quando è che sono sicuro? E allora devi spiegargli che in questo modo è vero che però di fatto bisognerà pur pensarci, perché a un certo punto quando non è sicuro lui vuol dire che gli eventuali abusi non saranno più puniti e che quindi l'illecito diventa lecito, parliamoci chiaro, che l'ingiusto diventa giusto, che il fatto diventa diritto. E allora abbiamo il sesto comma, dobbiamo mettere in relazione 21 nonies 2 bis con 19 sesto. Ove il fatto non costituisca più grave reato, c'è nelle slide che proiettiamo dopo la pausa, chiunque nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Allora, caro privato, prima roba, le cause le fai di là, in civile. Se però sbagli, ti trovi preso di qua, penale. Quello che lasci fuori è l'amministrazione. Ritieni di essere nel giusto? Parti, non chiedere a me, amministrazione, parti. Hai sbagliato, tu hai fatto le dichiarazioni 445 del 2000, se sono sbagliate c'è già il reato. Allora è un delitto perché si parla di reclusione, non una contravvenzione, ed è colposo. Hai sbagliato tu o il tuo
geometra, il geometra ti paga, ti risarcisce, ma tu ti becchi tu se le becca anche lui, perché anche lui ha firmato l'attestazione di conformità, ve le prendete e più siete meglio siete. Vediamo che non sia neanche il concorso. Allora dice sto barista alla fine della fiera: ma quando è che io sono sicuro, professore? Sei sicuro quando non può più esserci una sentenza passata in giudicato che accerta sto reato. Perché 60 giorni ce lo dice l'articolo 19, 18 mesi ce lo dice il 21 octies, che al comma bis però mi dice anche dopo, quando c'è la sentenza che passa in giudicato. E allora cosa devo vedere? Devo vedere che non possa più esserci una sentenza che passa in giudicato. E quando è che non c'è una sentenza che non passa in giudicato? Quando il reato è prescritto. E quando è che si prescrive questo reato? Beh, non prima di 6 anni, perché devo fare il doppio del salvo che costituisca più grave reato, si dice, è comunque una violazione. E in ogni caso, salvo che costituisca più grave reato, da 1 a 3 anni. 3 anni il massimo della pena, prescrizione 6 anni. Quando è che sono sicuro del mio bar non chiuda? Entro 6 anni. Ah beh no, cosa sarà 4 volte? Aperto, chiuso e venduto. E se lo vendo, ripartono i 6 anni? O se lo vendo a 5 anni e mezzo posso dire che l'avviamento è chiuso? Perché anche che l'avviamento glielo posso mettere in conto. Perché questo è quel che vuole sapere il nostro imprenditore. L'avviamento, professore, lo posso mettere in conto quando il bar è sicuro e quindi dopo 6 anni? O se lo vendo a 5 anni e mezzo ripartono i 6? Perché capisce che l'avviamento, non dico che è metà del quel che vorrei venderlo, però è una bella fetta. Abbiamo sforato di 3 minuti, 15 minuti di pausa. Se avete le domande le raccogliete adesso, quelli che sono in sala, e ce le date. Quelli che non sono in sala seguiranno le modalità di presentazione. Grazie. Adesso metto sulle slide allora, spero che sia senza caffè non lavoriamo. Io dopo. La sessione, come vi ha detto prima il professore, mi chiamo Laura Paglia, sono un avvocato, sono anche un docente per la PA da tanti anni, sono un ex funzionario comunale, vice segretario appunto, e quindi abbiamo esperienza da entrambi i lati della barricata, diciamo, sia per quanto riguarda l'esperienza amministrativa che per quanto riguarda l'esperienza giudiziaria e in generale di consulenza e assistenza sia ad enti pubblici che privati. Io farò adesso in questa trattazione, chiedo scusa per la voce perché purtroppo sono raffreddata, quindi per oggi è così, ma spero che si senta anche e riescano a sentire anche coloro che sono collegati. Adesso, per la giornata di oggi, farò una panoramica di quelli che sono gli argomenti che tratteremo per tutta la durata del corso, quindi nelle varie sessioni, e faccio un'anticipazione indicandovi anche quelli che sono i documenti che esamineremo, i provvedimenti, gli atti di legge che andremo ad esaminare e una panoramica, così dopo innesteremo il discorso, diciamo, nelle singole
giornate rispetto a questo programma che vi avrò illustrato brevemente. Allora, da dove nascono i 3 decreti di cui ci occupiamo in questo corso di aggiornamento? I 3 decreti sono il decreto 126, 127 e 222 del 2016, tutti adottati nel corso dell'anno 2016. Nascono dalla legge 7 agosto 2015, numero 124, che è la legge di delega al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. E questa è una legge ampia, naturalmente, con la quale il legislatore ha dato la delega al governo per adottare una serie di decreti di riordino, vengono chiamati di riordino, di riorganizzazione, più in generale di riforma della PA. Questa legge ha alcune direttrici, diciamo, di azione. La prima, la principale, quella che viene enunciata subito, è quella il principio della digitalizzazione della pubblica amministrazione, e la troviamo subito nell'articolo 1, e la piena realizzazione del principio Digital First è l'obiettivo principale del legislatore, che però, voi sapete, questo obiettivo ha bisogno non solo di una partecipazione, un'iniziativa delle pubbliche amministrazioni, diciamo un investimento da parte delle amministrazioni, ma anche di una infrastrutturazione del territorio, infrastrutturazione che non sono un'esperta, però insomma siamo ben al di là, è in corso, ma siamo ben al di là del definire ottimale, quindi abbiamo diversi problemi sul territorio. Certamente l'obiettivo del legislatore è quello di arrivare a un utilizzo sempre più ampio degli strumenti telematici, con il corollario di quello che si è appena detto, cioè l'utilizzo degli strumenti telematici incrementa necessariamente l'utilizzo da parte del privato delle figure dei consulenti, di assistenti, perché chiaramente le persone che normalmente diciamo i privati richiedenti ben difficilmente hanno la capacità di rapportarsi con questi strumenti, quindi è sempre una faccia della stessa medaglia, insomma, di cui abbiamo già parlato. Un'altra delle direttrici riguarda la semplificazione dei procedimenti amministrativi, e qui il legislatore è intervenuto fissando alcuni paletti. Da un lato viene richiesta la revisione, sempre nella legge, nella legge 124 del 2015, viene richiesta, indicato come obiettivo, la revisione dello strumento della conferenza dei servizi, che è un modulo organizzativo scelto già da tempo dalla pubblica amministrazione, è quello prescelto per la composizione dei diversi interessi, da quando ci sono più amministrazioni che devono intervenire nell'ambito di un procedimento. L'indicazione che dà la legge 124 va in un'ottica di semplificazione ulteriore dello strumento conferenza di servizi, che troviamo definita all'articolo 2 della legge 124, una intenzione che è quella di ridurre i tempi, semplificare i meccanismi decisionali e prevedere anche qui dei meccanismi di assenso tacito, per assenza anche della stessa amministrazione, in modo da produrre, velocizzare, semplificare, nell'ottica di cui abbiamo parlato già prima. L'altro intervento è quello invece che troviamo sempre nella legge 124, è un intervento diretto che riguarda il silenzio assenso tra pubbliche amministrazioni, quindi una introduzione diretta a cura della legge 124 del 2015 di un articolo nuovo all'interno della legge 241/90,
che è il 17 bis. Faccio una premessa che non vi ho detto prima, la scelta del legislatore sia con la legge 124 che poi con i decreti attuativi è stata quella, e lo sarà ancora per il futuro, di intervenire sempre all'interno della legge 241/90, che è definita la legge sul procedimento, quindi si userà sempre e solo quella di riferimento, tanto che tutte le altre normative di settore vanno adeguate alla legge 241/90. Quindi il principio forte che è stato introdotto sia con la 124 del 2015 che poi con i decreti attuativi è che dentro la 241 del 90 l'operatore di diritto, sia che si tratti del funzionario che dell'imprenditore, del privato cittadino, la persona interessata, tutti devono poter trovare il riferimento della disciplina del procedimento. Quindi le normative di settore devono adeguarsi a quella che è la legge madre, diciamo, del procedimento, che, se volete, è un concetto abbastanza nuovo, perché prima avevamo una grande diversificazione nelle discipline di settore, invece adesso entriamo e diciamo questa è la legge di riferimento, quindi tutti gli altri si adeguano a questa legge. Questo è un principio importante, perché finalmente sappiamo che lì dobbiamo orientarci. Vi dicevo, la legge 124 del 2015 introduce direttamente una disciplina particolare, che nell'articolo 17 bis, che riguarda il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche. In questo caso c'è un intervento diretto del legislatore. È stato un po' criticato questa modalità di procedere, perché, diciamo, da un lato la legge ha fatto delle modifiche tout court direttamente alla legge 241/90 e per altri invece c'è stata la delega. Quindi un po' di problemi di coordinamento ci sono e li vedremo anche nel corso della trattazione. Comunque la scelta è stata fatta ed è stata introdotta questa norma. Mentre all'articolo 5 il legislatore ha indicato che, sempre della legge 124 del 2015, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. Quindi all'articolo 5 della legge 124 del 2015 il legislatore ha delegato il governo ad adottare questi decreti. Tu mi devi indicare con dei decreti tutte le attività che tu ritieni soggette a SCIA, soggette a comunicazione, soggette ad autorizzazione o a silenzio assenso, e ti dico già che quello che non è individuato nell'ambito di queste fattispecie potrebbe essere un'attività libera, considerata un'attività libera. L'attuazione di questa articolo 5 della legge 124 l'abbiamo avuta con 3 decreti. Il 126, adesso brevemente ve li posso anche mostrare, vabbè, questi sono i testi, è il decreto 30 giugno 2016 126, che è quello che si interessa della SCIA sostanzialmente, anche se questo decreto va letto, esaminato e affrontato insieme con il decreto 222, perché il decreto 126 contiene delle enunciazioni di principio che vengono poi sostanziate, diciamo rese sostanziali, soltanto attraverso il decreto 222, che invece è di novembre del 25 novembre 2016. In mezzo abbiamo il decreto 127, che invece è quello che si occupa della conferenza dei servizi. Ecco, dal punto di vista della lettura degli articoli, ovviamente è abbastanza difficile, perché il testo interviene sulla 241/90, quindi
è meglio usare un testo di legge 241/90 aggiornato dove si vedono anche i riferimenti degli interventi fatti dal legislatore. Non basta, perché nel nostro panorama, naturalmente, se fosse tutto così semplice, non saremmo in Italia, noi diciamo. Allora, abbiamo una situazione in cui il decreto ultimo che è arrivato è quello del 222 e questo effettivamente mi individua tutte le attività che sono oggetto di diversi regimi amministrativi, li chiama così, cioè individua i regimi amministrativi. Cosa vuol dire? Individuo se quel tipo di attività è soggetta a comunicazione, a SCIA, autorizzazione, a silenzio assenso. E questo l'ha fatto il legislatore attraverso il decreto 222. E come lo ha fatto? Dicendo all'articolo 2, regimi amministrativi delle attività private, a ciascuna delle attività indicate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato. Questa è la tabella A, tanto per farvi vedere. A proposito di semplificazione, abbiamo una situazione di 180 pagine. Naturalmente questa è una tabella, in questa pagina iniziale dopo sta tutto il significato della tabella e di quello che viene disciplinato, ma lo vedremo più avanti. Qui stiamo solo facendo una panoramica di quello che verrà trattato. Comunque l'intenzione del legislatore è apparentemente attuata, nel senso che qui si trovano per ciascuna delle tipologie qui indicate di attività i diversi regimi amministrativi, cioè se viene richiesta una SCIA, se è richiesta una comunicazione, se è richiesta un'autorizzazione, e c'è anche l'indicazione della concentrazione dei regimi amministrativi, che è invece un'altra delle novità portate da dal combinato disposto dalla legge 124/2015 e dai decreti, che è quella di far lavorare un unico sportello anche quando ci sono più amministrazioni coinvolte, quindi quando ci siano più atti di assenso necessari. E anche di questo ci occuperemo nel dettaglio. E poi i riferimenti normativi. Quindi questa è la tabella A, che sicuramente costituisce un riferimento importante per tutto quello che andremo a vedere nel dettaglio, però non basta, perché naturalmente sempre nel quadro di semplificazione andiamo ad aumentare in maniera assolutamente esponenziale le difficoltà, perché queste sono le difficoltà che avete voi come operatori in questo momento. Io nella presentazione che ho fatto la settimana scorsa vi ho definiti degli eroi, perché naturalmente muoversi in questo panorama è molto difficile. È una semplificazione, ma è una semplificazione che necessita di una forte assimilazione di tutti di queste novità, di un processo che un po' alla volta si formerà, perché nessuno di voi è nato imparato, nessuno di noi nemmeno, quindi un po' alla volta si devono assimilare questi concetti e si devono poi riportare all'interno della vostra attività. Questi sono gli strumenti che ci ha dato il legislatore e con questi strumenti ci orienteremo, affidandoci anche ai principi che abbiamo già un po' enunciato prima e anche a quelli che sono i ragionamenti di pratica proprio amministrativa che abbiamo sviluppato nel corso del tempo e degli anni. Allora, c'è un'altra complicazione in più, che è quella data dal fatto che il legislatore ha anche chiesto che le amministrazioni, e giustamente lo ha chiesto, all'articolo 2 del decreto 126, che le amministrazioni devono adottare dei moduli unificati e standardizzati, uguali per tutti,
che definiscano qual è il contenuto, quale deve essere il contenuto delle comunicazioni, delle SCIA, delle istanze di autorizzazione, quindi ci deve essere un modulo uguale per tutti, perché il problema, spesso questo era uno dei problemi tipici delle amministrazioni, moduli usati, fatti da chi non si sa, moduli difformi, un'amministrazione ne aveva di un tipo, una di un altro, non aggiornati, situazioni molto diverse. Qual è il modulo giusto? Il privato non sapeva come orientarsi. Adesso il legislatore dice: li devi dare tu, amministrazione, li devi fare questi moduli, e ne fa obbligo alle amministrazioni statali, ma non soltanto alle amministrazioni statali, ma per quello che più ci interessa, quindi come per la parte che riguarda le amministrazioni regionali e locali, i moduli sono adottati in attuazione del principio di leale collaborazione in sede di conferenza unificata, conferenza Stato-Regioni, e lì andiamo a vedere dunque che cosa ha fatto, perché ce li abbiamo già questi moduli. Questi sono i verbali della conferenza unificata che in 2 sedute, in data 4 maggio 2017 e nella successiva del 6 luglio 2017, ha adottato i moduli. E qui ci sono pagine, il primo è di 263 pagine, quindi non vi dico l'immane lavoro che c'è qui dentro, e l'indicazione della... e questa è la prima parte. La seconda invece, la conferenza dei servizi, si occupa per lo più della parte edilizia. Il problema però non è completo, non è definito, perché lo abbiamo già visto anche qui, lo possiamo vedere, tenendo conto delle specifiche normative regionali. Dice all'articolo 2, sì, bene, i moduli, va bene, li facciamo in conferenza unificata, quindi li approva con i verbali, però attenzione che ci sono anche le regioni che hanno le competenze regionali specifiche, tra l'altro stiamo parlando di commercio e di edilizia, quindi lì interviene la regione, e quindi da qui una successiva attività di coordinamento tra il lavoro della conferenza unificata e la regione, lavoro che ha trovato la sua realizzazione nella delibera della Regione Veneto 971 del 23 giugno 2017, che ha definito appunto questi moduli in relazione alle competenze specifiche della Regione Veneto, quelli da adoperare all'interno della Regione Veneto per tutte le amministrazioni del Veneto, ok? Quindi quelli che sono indicati in questa delibera sono quelli da adottare come allegati. Se non sono, la delibera dice anche, se non sono qua specificati, valgono quelli della tabella A, quindi moduli regionali, moduli della tabella A se non ci sono dalla regione. E ci sono anche necessità di adattamento. Qual è il principio qui? Nella necessità di adattamento, che si applica il regime più favorevole all'interessato. E questo è un altro principio che vedremo anche nella trattazione di domani in particolare. Quindi, se la disciplina regionale prevede un'autorizzazione e invece per quel tipo di attività la disciplina della tabella A prevede una SCIA, si applica la disciplina della tabella A perché prevede la SCIA, perché è più facile rispetto al privato. Dobbiamo sempre pensare mettendosi nei panni del privato, quindi si sceglie il regime più semplice, più facile. Ci sono dei casi in cui si applica anche solo il regime regionale, lo dice anche la regione qua nella delibera. A titolo esemplificativo si osserva che in materia di commercio al dettaglio su area privata continua a applicarsi il regime della SCIA per le medie strutture di vendita con superficie non superiore a 1500
metri quadri, introdotto dall'articolo 18,1 della legge 50/2012 in luogo del regime autorizzatorio previsto dalla sopravvenuta normativa statale. Quindi, essendoci la previsione regionale più favorevole all'interessato, in questo caso media struttura di vendita fino ai 1500 metri quadri, si applica questa nonostante la tabella A preveda invece l'autorizzazione. Questo per farvi l'esempio di come sarà complesso il lavoro di inquadramento che faremo, che tenteremo di fare, e comunque il lavoro dell'operatore, di coloro che avranno tutti i giorni a che fare con questo argomento. Ci sono poi tutti gli allegati alla delibera. L'intervento in particolare del legislatore è andato sulle due direttrici, questo l'abbiamo visto nel dettaglio sul commercio e l'edilizia, grosso modo sono questi. C'è una parte che riguarda anche la parte ambientale, c'è sempre dal legislatore l'attenzione verso gli interessi speciali, cosiddetti speciali, quelli che abbiamo detto che riguardano la tutela dei beni culturali, la tutela dei beni paesaggistici, piuttosto che la tutela degli interessi riguardanti la difesa, la sicurezza. Ecco, questi hanno sempre una considerazione particolare nell'ambito del legislatore e anche nell'ambito della 241/90, tenendo conto però che c'è un particolare molto importante che viene introdotto proprio attraverso l'articolo 17 bis della legge 241/90, quello che riguarda il silenzio tra pubbliche amministrazioni, che anche il parere di questi enti speciali, cioè preposti alla tutela di questi interessi particolari, nei rapporti tra amministrazioni pubbliche, se non viene espresso nel termine previsto, quindi in questo caso raddoppiato perché è di 90 giorni, non è più possibile, sarà considerato assenso, non è più possibile aspettare. Questo soltanto nei rapporti tra amministrazioni, però attenzione perché non riguarda la situazione dell'istanza del privato, riguarda solo i provvedimenti d'ufficio, quelli di competenza propria delle amministrazioni. Ok? Quindi sarà molto complesso anche esaminare tutti questi aspetti. Dunque, vi dicevo, il 126 parte dalla SCIA, la SCIA adesso ne abbiamo parlato e fra un po' adesso il professore riprenderà. L'intervento del decreto 126 è stato molto incompleto e si completa soltanto attraverso il decreto 222, che è quello che dice in particolare questa attività è soggetta a SCIA, questa attività è soggetta a autorizzazione, questa attività è soggetta a certificazione. Ovviamente la tendenza del legislatore è stata quella di dire le cose più semplici, le attività meno importanti con meno impatto sul territorio, cerchiamo di lasciarle affidate agli strumenti più semplici, cioè la comunicazione e poi eventualmente la SCIA per quelle che abbisognano di attestazione e asseverazione. In più c'è l'introduzione e il rafforzamento del principio delle attività libere, cioè tutto quello che non è individuato come soggetto a comunicazione, a SCIA, ad autorizzazione o a silenzio assenso, è libero, si può fare senza dover comunicare niente alla PA. Dove trova realizzazione attualmente questa norma? Sostanzialmente nell'ambito edilizio, dove alcune attività sono state definite attività edilizie libere attraverso un articolo che ha modificato appunto il testo unico, e lì troviamo la definizione delle attività edilizie libere. Più difficile è entrare in altri ambiti, perché è vero che tutto ciò che attualmente non è dentro le tabelle potrebbe essere considerato attività edilizia libera, però diciamo da operatore di diritto mi sento molto più tranquillo con una individuazione come attività libera proprio dei casi, dei tipi di attività come è stata fatta nel testo unico, piuttosto che in una individuazione per differenza che comunque lascia una responsabilità piuttosto ampia
e di decidere, perché un'individuazione per differenza non è mai, diciamo, sicura. E quindi questo è il panorama entro il quale ci muoveremo. Torniamo adesso a parlarvi un po' della SCIA e dei dettagli in particolare. Domani affronteremo il tema della modulistica e partiremo anche a esaminare un po' nel dettaglio anche qualche aspetto della SCIA e della concertazione, e poi di seguito affronteremo anche le altre specificità e anche il tema della conferenza dei servizi. Complessivamente vi devo dire che le modifiche sono tante, sono corpose, sono importanti e cambiano abbastanza radicalmente anche il sistema che conoscevamo noi della legge 241/90. Per cui dobbiamo un po' abituarci tutti quanti, sono novità anche per noi, per farvi capire, di grande impatto. Già ne ha accennato il professore prima, anche questo discorso dei 18 mesi, questo fatto che l'idea che si sta facendo strada è che passati questi 18 mesi si consolida. E se voi pensate, se ci pensate un attimo, a un operatore del diritto, la cosa fa un po' orrore, perché abbiamo delle situazioni di illecito che si possono consolidare dopo 18 mesi. Però la spinta è questa, fortissima, verso il consolidamento degli effetti e la sicurezza, diciamo, di chi, la tutela dell'affidamento di chi vuole intraprendere un'attività. Tanto che ne accenneremo anche prossimamente, che anche il Consiglio di Stato nelle sue pronunce tende a limitare questi poteri inibitori e comunque repressivi della PA, a circoscriverli, a limitarli anche nel tempo e persino anche a limitare l'intervento, diciamo, la tutela del terzo che può lagnarsi, perché noi parliamo sempre, pensiamo a sto terzo vicino di casa, però lo trattiamo sempre come rompiscatole, però attenzione, mi aprono un'attività commerciale rumorosa sotto casa. C'è anche questo esempio. Cioè, la tutela del terzo? Sono io il terzo, Sono io il terzo, quello che ha sotto casa l'esercizio rumoroso, che fa musica, eccetera. E quindi anche qui il tema della tutela del terzo non è banale. Semplifichiamo, acceleriamo, tuteliamo l'affidamento, però dobbiamo trovare anche una misura di contemperamento dei diversi interessi, perché altrimenti diventa arbitrio. Fa un po' paura questo concetto del passaggio dei 18 mesi, che passati dei 18 mesi si consolida, anche se prima, se magari la situazione non è proprio così, perché è vero che c'è il tema della dichiarazione falsa, del reato, eccetera, però qui il legislatore ci ha messo un qualcosina di più, la sentenza con condanna passata in giudicato che accerti il falso. Quindi attenzione, non sono io amministrazione che devo dire che tu hai dichiarato il falso, ma devo avere una sentenza di condanna passata in giudicato, mica semplice arrivarci. Quindi vero che visto dall'altra parte c'è anche il tempo di avere bisogno, eccetera, però c'è l'idea che qualcuno possa farla franca nella situazione, per assurdo. Comunque, diciamo, questo è l'obiettivo del legislatore, sicuramente di semplificare. Cambieranno diverse situazioni rispetto a quello che abbiamo visto fino adesso. C'è un altro principio importante che vedrete, lo rivedremo ricorrente, che chi non c'è ha torto. Anche nella conferenza di servizi non è presente, quindi se deve dire qualcosa deve essere presente. E poi un altro principio importante ricavabile sempre dal contesto delle modifiche è che la PA non può limitarsi a dire non va bene. Non va bene, deve dire non va bene, però se cambi, modifichi, metti a posto un po' così, può andare bene.
E anche questo è un passaggio non banale e importante, perché la PA è abituata a dire sì o no. E no, anche nei poteri conformativi, tu devi fare esercizio di quei poteri conformativi, devi inibire, devi inibire, attenzione, inibire, ma mi devi dire anche cosa posso fare per rendere la mia attività conforme. Quindi non è solo dire no. E così anche dentro la conferenza dei servizi. Il mio dissenso non è no, non voglio. No, devo dire perché io amministrazione dico di no e in quel contesto il mio dissenso deve essere motivato in quel contesto con riferimento a quel procedimento, a quella situazione che c'è nel mio comune. Ma io dico di no perché non voglio questo tipo di attività nel mio territorio. Non esiste, non è un dissenso qualificato questo, non è esprimibile questo dissenso. Lo vedremo dentro la conferenza dei servizi, questo dissenso non è esprimibile. Quindi la PA modifica i suoi poteri dentro questa normativa che apparentemente è di semplificazione, sono modificati i poteri della PA. E qui lo vedremo nel dettaglio prossimamente. Lascio la parola al professore per continuare. Perfetto, perfetto. Chiedo scusa io, errore di sbaglio. Benissimo, abbiamo, e così vedete anche i miei figli, bene, grazie all'avvocato Paglia per aver posto questa serie di problemi. Abbiamo anche 3 domande che mi sono già state date e sulle quali senz'altro diamo la risposta. La prima, l'attività di consulenza. La seconda, la SCIA sostituisce veramente i provvedimenti o ancora diritto al provvedimento. E la terza, SCIA unica, SCIA condizionata e quant'altro. Allora, mi viene bene riprendere anche il discorso rispondendo anche alle domande. Non le espongo in ordine in cui mi sono state poste, ma parto in ordine logico. Cioè, la SCIA veramente sostituisce il provvedimento? Ho io il diritto al provvedimento? Ho ancora diritto al provvedimento? La risposta è sì. Posso però lamentarmi che il provvedimento arrivi tardi? No, perché ti dicono hai scelto tu di avere il provvedimento, resta sempre il silenzio assenso, resta sempre la possibilità di usare la SCIA. Quindi non lamentarti con l'amministrazione se il provvedimento non ti arriva nei tempi. In altri termini, la tabella allegata in cui prevede comunicazione, SCIA, SCIA unica, SCIA condizionata, daremo subito le definizioni di questi concetti che mi sono stati chiesti, autorizzazione, cioè provvedimento espresso, rimane, indica, non abroga il diritto al provvedimento espresso. In altri termini, l'articolo 19 ci dice che tutte le autorizzazioni nulla osta comunque denominati non per attività non contingentate sono sostituite con la SCIA, non vuol dire che non posso avere il provvedimento. È esattamente come nel testo unico dell'edilizia del 380 del 2001. Io posso andare con la SCIA o posso anche chiedere il permesso di costruire. Allora, il primo grande equivoco è stato: ma è tutto abrogato, è tutto ridotto in SCIA? No, io posso ottenere il provvedimento amministrativo. Quando lo otterrò nei termini, certo, non lo ottengo nei termini, non posso lamentarmi. Allora, vedete, per tornare al punto che ci interessa e per rispondere alle altre domande, teniamo i punti, la croce che abbiamo fatto prima. Di qua, io cittadino nei confronti dell'amministrazione non posso più fare niente, non posso chiedere il risarcimento del danno, non posso chiedere danno da ritardo, non posso chiedere provvedimento, non posso... O se chiedo il provvedimento poi non posso lamentarmi se non mi arriva nei tempi previsti, perché è stata una mia scelta di chiedere
provvedimento, l'autorizzazione anziché la scia. Ho voluto chiedere la pasta asciutta anziché la pizza, la cucina è impegnata e aspetterò. Avessi chiesto la pizza sarebbe arrivata subito. Devo spostarmi di qua. Ho qualche problema, abbiamo detto, verso il professionista che ti ha fatto l'istruttoria, è lui che ti ha fatto il provvedimento, hai pagato lui, hai pagato, hai diritto ad una prestazione professionale, abbiamo messo €1 sul banco, ho diritto a un caffè buono in tazza pulita, come quello che abbiamo preso e ringraziamo chi ce l'ha offerto, quindi non ho neanche messo l'euro. Grazie dottore. Chiaro? Prestazione professionale, do qualcosa, ho diritto a qualcos'altro. Non ho avuto quello per cui ho pagato, ho diritto al risarcimento del danno e se non me lo paga lui, la sua assicurazione. Però attenzione, eccolo qua dietro, ho il penale. Se io parto col mio professionista, mi espongo dichiarando, ritenendo, attestando alle sanzioni penali. Ecco allora il passaggio che ci interessa ed ecco il riassunto di quello che abbiamo detto prima. SCIA, senz'altro, segnalazione certificata di inizio attività. SCIA unica, che cosa vuol dire? Vuol dire che se sono più amministrazioni coinvolte, non sono io che andavo a fare tante SCIE per ogni amministrazione coinvolta, ma con lo sportello unico mi reco a quella principale o a quella che io ritengo principale, potrebbe anche non essere quella giusta, e quella individuerà l'amministrazione a cui fare iniziare la SCIA. Allora capite che qui comincia a esserci qualcosa di responsabilità dell'amministrazione. Chi ha lo sportello unico ha la responsabilità di indirizzare la procedura di SCIA presso il soggetto unico. Ecco allora che questa deresponsabilizzazione che il legislatore voleva per risparmio non se n'è accorto, ma la rifà risorgere. Io cittadino ho diritto alla risposta nei termini o a partire con la SCIA nei termini, anche se ho presentato la mia dichiarazione da una parte sbagliata. E sarà poi questa amministrazione che si arrangia lei con le sue consorelle. SCIA condizionata. A quel punto, se in realtà ciò che io voglio ottenere non è ottenibile con SCIA perché ho bisogno di quegli atti formali non sostituibili da SCIA dalle amministrazioni, per esempio, restiamo sempre sul nostro amico del Ristobar, lo voleva fare qua in piazza Bra davanti al Teatro Romano, è chiaro che ci sarà un vincolo indiretto della sovrintendenza, la buttiamo, o lo vuol fare davanti alla casa di Giulietta, siamo in centro storico, c'è qualcosa, c'è qualche vincolo. È chiaro che a questo punto l'ufficio, lo sportello unico, dovrà interpellare un'amministrazione i cui provvedimenti non sono sostituibili alla SCIA. In questo caso l'amministrazione dovrà comunicare e interfacciarsi con l'interessato dicendo: guarda che io ho provveduto a chiedere le autorizzazioni e ti informerò subitamente di quello che dirà l'amministrazione. Che cos'è quindi la SCIA condizionata? La SCIA condizionata altro non è che una procedura di SCIA in cui si innesta un atto amministrativo esplicito. Quest'atto amministrativo esplicito comanda tutta la SCIA, perché se non viene rilasciato la SCIA non si consolida. SCIA unica quindi e SCIA condizionata che cosa sono? A mio parere, questo non lo dice la legge, ma è il mio parere e ve lo fornisco perché secondo me è utile per come voi organizzate l'ufficio. È né più né meno che una conferenza dei servizi in altro modo. C'è quella sincrona, quella asincrona, quella simultanea,
quella ingualcibile, quella incorruttibile, c'è anche la formula con scia. È una conferenza di servizi, devi mandare tante scie alle altre amministrazioni e in più anche una richiesta di autorizzazione tipo alla sovrintendenza, mandandogli sempre le carte del privato. Qual è il vantaggio e lo svantaggio? Che non devi riunirti, che non devi rispondere, che se lasci andare è sempre il privato che ha fatto, l'unico che resta col cerino in mano è l'amministrazione e la sovrintendenza, perché quella deve lasciare un provvedimento espresso, ma si tratta di amministrazioni statali molto ridotte, perché abbiamo detto l'ambientale, lo storico-culturale, sicurezza agli interni, immigrazione e certe attività, diciamo, economico-finanziarie, il cui sbalzo è effettivamente di particolare importanza. Si tratta quindi comunque di attività residuali, tranne quelle ambientali e della storico-culturali. Bene, allora secondo me è esattamente una conferenza dei servizi che viaggia come scia, ma ha il vantaggio rispetto alla conferenza dei servizi che è deresponsabilizzata, perché il cittadino si dirige sempre verso il privato, perché quelle scie che confluiscono sono sempre sulla attrezzatura, sono sempre sulla dichiarazione, sono sempre sulla attestazione del privato responsabile. Bene. E il funzionario allora è veramente irresponsabile? No, lo diciamo subito, Perché? Se è vero che il privato si dirige col professionista, se è vero che si sottopone al penale e quindi l'amministrazione è liberata, non è men vero che il dipendente pubblico, il funzionario, l'assimilato è responsabile. Quindi, se vogliamo, abbiamo una deresponsabilizzazione della mano pubblica che scarica sul privato i costi e i rischi, sul penale la vigilanza, con tutta la discrezionalità della vigilanza penale, e sul funzionario il non aver vigilato per la vigilanza amministrativa. Vi ricordate il caso numero 2? Il nostro signor Tony Cucco ha trovato l'avvocato per strada finché andava dai carabinieri, il quale ha scritto la lettera e siccome era un avvocato bravo, penso che abbia studiato con me, forse, sa che l'unico modo per muovere la mano pubblica è la Corte dei Conti, che però è come la bomba atomica, per cui una volta che hai tirato la spoletta, non so se si tira la spoletta per la bomba atomica, ma insomma una volta che hai fatto partire il conto alla rovescia non si ferma e una volta che è scoppiata le radiazioni vanno dove vogliono, non solo dove c'è stata la deflagrazione, perché girano, e quindi usare la bomba atomica della Corte dei Conti è peggio che usare il penale, è una clava. Cosa gli dice? Se tu non vigili ti mando in omissione dati d'ufficio e ti mando sotto Corte dei Conti e quindi risarcisci tu. Cioè chiedo al comune e poi chiedo a te. Allora voi vedete che in questo modo l'amministrazione dice: cittadino, chiedi il risarcimento al tuo professionista. Se c'è del penale si arrangia il penale, carico di lavoro per il giudice penale e per gli avvocati penalisti. Se qualcosa residua perché qualcun altro, il famoso terzo, chi ha sotto l'attività numerosa, chi effettivamente è un altro imprenditore, guarda, quell'altro ha aperto il negozio davanti a me. È vero che c'è la Bolkestein, sta la liberalizzazione e tutto, però magari non ha neanche le distanze, non ha neanche i parcheggi, quindi non potrebbe aprire, al di là della liberalizzazione, e io vengo distrutto in 4 e 4,8. Ecco, quindi, come dice l'avvocato Paglia, il terzo, mettiamoci che siamo ciascuno di noi. Chi è il tuo prossimo? Chi è il tuo prossimo? Un uomo discendeva la via che da Damasco porta a Gerico e incappò, come sappiamo. Ogni tanto bisogna rileggere quei libri, c'è sempre tanta verità. Allora, cos'è veramente una scia? Questi sono gli appunti di quello che abbiamo detto. Non è un atto amministrativo, l'abbiamo capito, non è un atto impugnabile, ma il privato può chiedere che la PA intervenga, può chiedere. Vedremo dopo nelle slide successive che cosa succede. Non dà diritto al risarcimento del danno e indennizza per ritardo, che non può mai esserci. Comunico e quindi posso iniziare.
consente alla PA un potere di vigilanza per intervenire per inibire, sospendere o conformare l'attività intrapresa entro 60 o 30 giorni di edilizia. Ci diceva l'avvocato Paglia, giustamente, sarà oggetto di trattazione già domani, e poi nella conferenza dei servizi. Dico no, però è sempre un diniego motivato, amministrazione. E come è motivato? Ce lo dice la legge. Il diniego non è solo motivato nel perché no, ma è motivato quando dico anche a quali condizioni sì. E questo è un consiglio che vi dà non il professore ma l'avvocato. Per essere sicuro che un domani non abbiate problemi con un atto che avete firmato, per un risarcimento anche a distanza di anni, per una Corte dei Conti, eccetera, ricordatevi che ogni volta che dovete scrivere no, mettete e no per queste ragioni, ma fate non solo l'andata, fa anche il ritorno, sarebbe sì a queste condizioni. No per questi motivi, sarebbe sì per questi. Cioè la motivazione del diniego è duplice, è in andata e in ritorno. In andata perché, per quali motivi no, ed è in ritorno a quali condizioni sì. Questo meccanismo del cosiddetto diniego costruttivo, che era stato introdotto sempre nell'edilizia, che è un po', diciamo, il luogo della sperimentazione, quello che va bene in edilizia poi viene esteso, è il 10 bis per esempio. Il preavviso di rigetto era nato con una finanziaria nell'edilizia e poi l'abbiamo esteso dappertutto. È stato esteso in linea generale, non ti dico perché no, o meglio, non è motivato il no che mi dice per quali ragioni no, ma è motivato il no quando mi dice per quali ragioni no e a quali condizioni sì. Ricordatevi ogni volta che andate, che dovete firmare un diniego, che abbia dentro la doppia, l'andata e il ritorno. No per questi motivi, sì se fosse così. Consente alla PA anche un intervento repressivo successivo ai 60-30 giorni e fino a 18 mesi dalla scadenza di detto termine. Mi chiedono sempre, ma quando si comincia a decorrere quei 180 giorni, quei 18 mesi? Da quando è scaduto il termine dei 60 o 30 a seconda dalla scadenza di detto termine, come se ti trattasse di annullare un atto amministrativo. Quindi qua vi prendete tutta la giurisprudenza sull'annullamento d'ufficio, quali condizioni, il bilanciamento, l'affidamento del privato, quanto maggiore deve essere l'interesse pubblico rispetto al tempo in cui intervengo, il mero ripristino della legalità che non è sufficiente, questioni su cui torneremo senz'altro per vedere le condizioni. In realtà la SCIA non si stabilizza nei 18 mesi dalla scadenza del termine di intervento ordinario, come abbiamo detto alla fine della conversazione. Non si stabilizza con questa, non si stabilizza, in quanto la falsa attestazione di una SCIA è delitto punito con reclusione da 1 a 3 anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è l'articolo 19,6. La PA può intervenire in via repressiva anche oltre i 18 mesi in presenza di sentenza passata in giudicato che accerti la falsità di dichiarazioni su cui sono stati ottenuti effetti favorevoli. Articolo 21, comma 2 bis, mi sono dimenticato, me ne accorgo adesso che è 21 nonies, adesso correggo la slide. Solo quando non è più possibile perseguire la falsità delle dichiarazioni o il più grave reato che ciò comporta, solo allora si può essere sicuri che non ci sarà una sentenza capace di passare in giudicato. Ciò coincide con la prescrizione del reato. E allora andiamo a vedere, perché abbiamo sempre il nostro legale che ha mandato la lettera all'ufficio comunale, al geometra, non lo vedo più il geometra comunale, ha dato, ma magari in streaming, e comunque noi la risposta la diamo lo stesso. Dice sì, io con questa lettera cosa faccio adesso? Allora, il reato di false dichiarazioni in SCIA è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e si prescrive quindi in 6 anni dalla comunicazione della SCIA, cioè dalla data di protocollo, è reato a consumazione istantanea. In quel momento io ho dichiarato il falso, nel momento in cui ho protocollato, ho mandato la PEC. Da là si calcola il termine di prescrizione del reato. Tenete presente però nei 6 anni che ci va il termine di sospensione, che fino a 2 anni fa era di 45 giorni, adesso è di 30 giorni. Quindi dalle SCIE da adesso dovete calcolare praticamente non 12 mesi ma 13 mesi di fatto.
quindi ogni 12 anni è un anno in più. In questo caso, essendoci un mese, in 6 anni sono 6 anni e 6 mesi, 6 anni e mezzo, perché il mese di agosto non si conta. Ecco che quindi dovete calcolare in questo modo il termine. Prima, per quelle precedenti, dovete calcolare addirittura un mese e mezzo, ecco, per essere sicuri. Successivamente, a prescindere da ogni irregolarità o addirittura falsità nelle dichiarazioni, il fatto, come abbiamo detto, diventa diritto e il vizio amministrativo svanisce al pari del reato. Però eccolo qua il punto che mi interessava per andare oltre. È l'ultima riga di questa quarta slide. Restano ferme le responsabilità del funzionario che non è intervenuto. Se voi guardate l'articolo 21, nonies, come è scritto stavolta, primo comma, ultimo periodo, nell'ultima frasetta del primo comma del 21 nonies, nascosto là, c'è scritto restano ferme le responsabilità del funzionario che non è intervenuto. E allora, giustamente, la lettera, meno male, dice qualcuno in fondo, però io posso già anticipare che questo non soddisfa il nostro imprenditore, non soddisfa Tony Cucco che è andato in municipio a battere il pugno e a vedere, nonostante tutta la privacy, il fascicolo che gli è stato dato, gli ha messo là sul banco, il fascicolo, altro che ostensione, strane cose, che ha messo là sul bancone dell'ufficio tecnico. Non soddisfa nessuno dei terzi, ma responsabilizza solo il funzionario. Perché? Allora abbiamo visto che se io che ho pagato per avere il procedimento amministrativo, ho pagato i miei, e se c'è un errore chiedo a loro, se invece sono stato io furbo, diciamo così, o anche disattento, perché abbiamo detto che non è doloso, è anche colposo, mi sono sbagliato. Come i reati edilizi, peraltro, sono colposi, e quindi si prescinde e si va avanti, non si guarda il momento soggettivo, altrettanto io mi rivolgo dal giudice civile per il mio consulente, sono sottoposto al giudice penale per quello che ho fatto e l'amministrazione la lascio stare. Ma a questo punto gli uffici, il legislatore dice: guarda tu dipendente, non pensare che in questo modo io ho alleggerito te, ti pago ma non sei responsabile. Intanto riduco il pubblico impiego e non rimpiazzo, perché anziché 100 persone che fanno gli atti amministrativi, con 10 faccio le sanzioni. Il modello autovelox il venerdì sera. 1. 2. Se tu non sei andato a guardare con l'autovelox o finché passava Tizio piuttosto che Caio, che magari era anche il tuo amico o tuo parente, ma il tuo parente no, perché magari con i parenti fra dei cortei si dice no, e sfrecciava, in quel momento hai staccato l'autovelox, cioè il problema dell'abuso d'ufficio, dell'omissione, dell'abuso o peggio ancora della corruzione, della concussione, dei profili associativi, io non guardo, tu va avanti, tanto la tua pratica la metto via e la segnalazione la metto in fondo, allora il funzionario restano le responsabilità. Di che tipo? Tutte, civili, penali, amministrative, tutte e tre le responsabilità. Allora arriviamo al punto del nostro capo ufficio tecnico che si vede arrivare la lettera e dice: cosa faccio? Vado a vedere? Va bene, dice, per non saperne leggere né scrivere, mi scrive l'avvocato, vado. E vado una volta, dopodiché vado la seconda volta, vado la terza volta, vado la quarta volta. Poi giustamente si capisce che basta la lettera dell'avvocato perché gli uffici corrano. Di avvocati in Italia ce ne sono 230.000, fanno tutti tante belle lettere e avanti. Ci sarà un momento prima o poi in cui io non posso controllare,
perché sono strutturato per non cogliere tutte le sanzioni. Perché il rispetto del codice della strada, faccio questo esempio perché è immediato, lo capiamo tutti, si fonda, il rispetto del codice della strada, non sulla sanzione, ma sulla minaccia della sanzione. La possibilità che ci sia la pattuglia dietro, la possibilità che l'autovelox funzioni, la possibilità che il tutor mi prenda, la possibilità che... E su questo tendenzialmente, a prescindere, in base all'attitudine che ho al rispetto, al luogo in cui mi trovo, all'andamento generale, si rispetta di più o di meno il codice della strada. Ma il meccanismo è lo stesso che vogliamo indurre al diritto amministrativo. No provvedimenti, 241 del 90, il diritto al provvedimento, sia le sanzioni 689 dell'81. Vado avanti a fare sanzioni. Perché? Il provvedimento costa, la sanzione fa cassa. Di qua ho soldi che spendo, di qua ho soldi che entrano. Tra le due prendo soldi che entrano. Quando io funzionario a un certo punto non riuscirò ad andare a vedere tutto. Primo sì, secondo, terzo, ci sarà la N pratica in cui io non riesco, anche volendo, a farle tutte. Posso dire di essere tranquillo? Sì, a una condizione. Siccome si parla di struttura, di movimento, di organizzazione, i responsabili degli uffici stabiliscano come danno seguito alle segnalazioni e come organizzano l'attività di vigilanza, al pari dei procuratori della Repubblica che stabiliscono le linee guida dell'ufficio. Noi seguiremo le istanze, eseguiremo l'attività di sorveglianza in linea generale con attività a rotazione nei singoli settori e nei singoli territori comunali. Abusi edilizi, nord-est, abusi edilizi, sud-est, abusi edilizi sud-ovest, abusi edilizi nord-ovest, commercio nord-est, commercio sud-est e avanti a rotazione. Con privilegio alle segnalazioni motivate e fino all'esaurimento. Allora, giro, poi se ho segnalazioni faccio prima le segnalazioni. Quando ho esaurito le ore disponibili, senza gli straordinari, perché lo straordinario in quanto tale è straordinario. Lo straordinario per definizione è straordinario. E quindi non sono tenuto a organizzare l'ufficio sullo straordinario. La marcia io devo calcolarla da buon autista tendenzialmente ai 2/3 o comunque nel regime di copia massima del motore, cioè massimo risultato col minimo di consumo, in cui il motore mi dà appunto la massima redditività. Lo sforzo, lo spunto, ce l'ho per motivi brevi e argomentati e motivati. So necessità di disimpegnarmi, necessità di un sorpasso di emergenza, di togliermi da una situazione d'impasse, ma non posso calibrare tutto il viaggio sul regime giallo o addirittura rosso, perché non faccio l'interesse pubblico. Allora, quando io ho tarato così, le cose sono a posto. Benissimo, è arrivata la tua segnalazione, la mettiamo in cima alle altre, o sotto alle altre, a seconda se pesco da sopra o da sotto, cioè in coda. Sei uguale agli altri, andiamo in ordine cronologico e quando abbiamo tante segnalazioni sospendiamo l'attività di valutazione ordinaria. Finite queste andiamo a fare il giro normale. A queste condizioni gli uffici possono dire di aver fatto tutto il dovuto e avendo fatto tutto ciò che è in loro potere, ecco qua la parola chiave, non c'è responsabilità. Ho fatto il mio potere,
non c'è responsabilità, tanto potere quanta responsabilità. Ho potere per fare 10 controlli al giorno, sono responsabile per 10 controlli al giorno. Mi arrivano richieste su 15, è matematico che 5 non li faccio. Salvo che non sia la cosa eclatante che intende la sospensione, allora verifico e se posso chiedere uno straordinario, vado, faccio e dimostro, ma perché è la questione, c'è il rischio del crollo, ha iniziato a scavare, sta venendo giù tutto, è là con la pala, rischia di buttare giù i fili elettrici, ha aperto un negozio, ma c'è un bailame di gente perché sta vendendo roba scaduta oppure non è una questione di commercio ma di sicurezza pubblica, intervieni. Ecco perché devo tenermi il potere emergenziale. La responsabilità del funzionario quindi resta, come si esplicita? Con l'organizzazione. Allora tutte le ipotesi che sia, mi denuncia per omissione dei dati d'ufficio, perché sono incorrotto con l'altro che non vado a vedere lui perché mi ha pagato, e dice quanti soldi ti ha dato perché tu giri la testa dall'altra parte, perché non andate a controllare lui, è così amico del sindaco, è amico del presidente, eccetera, eccetera, siete tutti in combutta, eccetera. No, c'è il protocollo delle segnalazioni, c'è l'ordine delle segnalazioni, c'è un orario dell'autorità di vigilanza. Siccome si tratta di sanzioni amministrative, le sanzioni seguono a loro volta una legge, la 689 dell'81. È vero, ci ha detto l'avvocato Paglia, meno male che la legge Madia 124, vi ricordate, la 142, 142 era quella sulle due autonomie, la 241 era quella sul procedimento e questa era 124. 1 raddoppiato fa 2, 2 raddoppiato fa 4, è sempre quei numeri, 1, 2, 4, 2, 4, 1, 1, 4, 2 e sono tutte del luglio-agosto sempre estive, sempre con quei numeri là. È vero, per fortuna, merito lo diciamo di uno bravo che è quello che sta dietro al ministro e che quindi scrive un po' le leggi, ha detto facciamo tutto nella 241. Ma la battuta che io faccio, signori, e la faccio oggi e ci vediamo fra 5 anni, è che la legge sul procedimento amministrativo non sarà tanto la legge 241 del 90 continuamente novellata, ma sarà la 689 dell'81, la legge sulla depenalizzazione o sulle sanzioni amministrative. Perché adesso noi prepariamoci come amministrazioni a fare sanzioni, perché le SCIA le subiamo, vengono fatte, sulle SCIA dobbiamo vigilare, perché c'è il terzo, c'è Tony Cucco che arriva in comune, che arriva in Camere di Commercio, che arriva all'USL, che arriva in provincia, più o meno trasformata in area vasta, che arriva dove lui vede il pubblico e non è tenuto a saperlo. E con una o più lettere ci fa una segnalazione. A questo punto sempre meno dipendenti, certo sempre più qualificati, dovranno vigilare, non più fare ma vigilare. Un'amministrazione attiva a un'amministrazione di controllo. L'omologa, c'è il registro delle imprese, è un'amministrazione di controllo. Vai e fai e noi ti controlliamo, vai e parti. Al punto allora le altre domande erano, ma allora io posso avere il provvedimento? Sì, posso ancora avere il provvedimento. Posso ancora il provvedimento se chiedo e se dimostro la necessità di averlo. Non ho un diritto al provvedimento? Faccia una SCIA. Faccio il provvedimento, chiedo il provvedimento espresso, anche se la tabella mi dice autorizzazione, anche se la tabella non mi dice autorizzazione, sì, posso farlo, posso chiederlo. Siamo tenuti a darglielo? Sì. Nei termini previsti? Ovviamente no. Ci sarà un'abrogazione di questo diritto al provvedimento? Sì. C'è adesso? No. Qualcuno viene a chiederci il provvedimento perché dice guarda che in banca non mi danno il finanziamento e io, a differenza del nostro imprenditore del caso numero 1, non ho la zia o ce l'ho, ma con la pensione va a Porto Rose
Ah no, e voi sapete, io lavoro molto col Friuli Venezia Giulia e abbiamo il problema che tutti i pensionati vengono a prenderseli col pulmino, col pullman e li portano di là e qui gli alza la pensione e gli danno anche da mangiare e dicono mangiamo anche gratis. Beh no. La mia zia non mi dà il fido in banca, non mi mette la firma perché va a Portorose. E io quindi, siccome l'amministrazione, no, mettiamoci dalla banca, la banca, infatti, perché dice non è bancabile la SCIA? Per questi motivi che abbiamo visto. Perché effettivamente fino a 18 mesi, e sono termini in cui tu sei partito, hai cominciato a pagare il mutuo, hai speso tutto, stai cominciando a rientrare, però a 1 anno e mezzo su un mutuo da 10 anni o anche da 5, un finanziamento personale da 5 anni, dopo 1 anno e mezzo non mi paghi più perché ti chiudono l'attività. No, buono. Ma è come se, no, noi banca vogliamo che l'amministrazione si assuma le sue responsabilità. Ed è per quello, signori, che non è stato abrogato subito. L'idea era di abrogare subito il diritto al provvedimento. Ma il mondo bancario ha detto no, mondo creditizio, noi non ci fidiamo. Noi vogliamo che dietro questa cosa ci sia qualcuno che risponda, avere la solidità di un atto amministrativo. E sapete qual è il primo atto amministrativo della storia? La banconota. Cioè la promessa dell'amministrazione che dietro quel pezzo di carta c'è il valore di lire 1000 pagabili al portatore. Lire 1000 pagabili al portatore. Perché gli stati del Rinascimento non volevano più che l'oro girasse, l'oro se lo tenevano tutti e davano un pagherò. La promessa del re, del sovrano, del principe, che per quella sua cosa con l'effigie di chi è l'immagine sulla moneta. La terza volta facciamo ricorso a quei libri là. Di Cesare. Di chi è, però, mentre Cesare, vedete, faceva girare l'oro, l'argento e il rame, ma era Cesare, adesso Lorenzo il Magnifico fa girare la carta con la sua effigie. Luigi fa girare non il valore intrinseco, ma il valore della promessa. È un atto amministrativo, autoritativo, non si può rifiutare, tanto è vero che un assegno, anche circolare, non è mezzo legale di pagamento, lo sappiamo. Il denaro, purché non palesemente falso, non può essere rifiutato, così come un atto amministrativo, non palesemente falso, deve essere eseguito. Principio di autoritatività, autoritarietà. E come una banconota mi dà diritto e non può essere rifiutata, salvo che non sia palesemente falsa. Voi vi ricordate, no, anni fa andavano le banconote finte con cui scritto false, dovevano proprio essere messe là, altrimenti chi le metteva rischiava di essere, ecco, incriminato per spaccio. Altrettanto dicono il mondo creditizio, noi vogliamo una banconota e l'atto amministrativo è una banconota perché non può essere rifiutato, va eseguito finché un giudice specialissimo non ordina la sospensiva e quindi ci dà una garanzia. Noi sappiamo che ci sono provvedimenti sbagliati, così come sappiamo che circolano banconote false, ma il sistema si regge sull'affidabilità, sulla fiducia. E vedete che alla fine, ore 13 meno 5 minuti, abbiamo ridetto la parola chiave. Che cos'è che dice non è affidabile, non mi posso fidare, non è una cosa di cui mi fido. Perché non mi fido? Pensate bene, non mi fido di qualcuno, di chi è che non ci fidiamo noi? Di qualcuno che non risponde. E chi è che non risponde? Chi è irresponsabile. Non mi fido di quello, è un irresponsabile, non monto in macchina con lui. È matto, è irresponsabile. Non mi fido di lui perché è irresponsabile. E perché non ci fidiamo della SCIA? Perché è irresponsabile. Perché la responsabilità, il danno, il risarcimento, il ritardo, l'errore, da qua, dal soggetto che l'ha fatto, lo sposto di qua facendolo fare a un altro. E allora dice la banca, piano legislatore, non abrogare sta roba qua.
Se voi chiedete in giro, è abrogato il provvedimento? Sì, è sostituito dalla SCIA, è la SCIA, è la SCIA, e negli uffici è la SCIA, ma guardate che se arriva uno in ufficio che è un po' istruito o che comunque ha mangiato la foglia, dice no, dove è SCIA? Qua c'è l'articolo 1, io ho diritto al provvedimento espresso e motivato in andata e ritorno entro il termine. Perché questi articoli qua, 1, 2, 2 bis, 3, 4, 5, al 6 comincia il responsabile del procedimento, 7 comunicazione e avviso, 8 contenuto avviso del procedimento, 9 intervento, 10 contenuto intervento, 10 bis e avanti, ormai. Tutti questi articoli non sono abrogati e quindi mi dispiace tanto, ma sono sostituiti. Sostituiti? La sostituzione mi parla di alternativa e se io chiedo allora voi vedete che il legislatore ci mette così, ma chi sa lavorare bene con le leggi va in ufficio e dice io voglio colà. E allora mette in difficoltà l'ufficio. Ma la cosa la capite subito se pensate all'edilizia, che è stata per la stessa cosa, perché in banca si va si va per tante cose, ma più o meno utilmente, ma si va perché devo costruire la casa. E dov'è il permesso di costruire? È una SCIA, sia comodi, arrivederci e grazie. Già non ti danno i soldi, lo stesso, se in più presenti la SCIA è già tanto che non ridono più perché sono in difficoltà anche loro. E quindi siamo in difficoltà noi tutti. Allora, sulla necessità di chiedere, questo lo tratteremo l'ultimo giorno, perché alla fine del primo giorno vi dico quello che sarà la fine dell'ultimo giorno. Giusto, SCIA, DIA, CILA, conferenza dei servizi, ma se uno mi viene e dice mi voglio il provvedimento, qui di Iuris, cosa succede? Attività di consulenza, non sono riuscito a rispondere se non in 2 minuti. È vero che non faccio più provvedimenti, ma è anche vero che l'articolo 16 mi parla dell'attività di consulenza alle amministrazioni, agli altri soggetti, eccetera. Se la consulenza è sbagliata, di cosa risponde il funzionario? Risponde per colpa grave, perché è lì per dire come stanno le cose. Quella della consulenza è l'attività che è rimasta forte all'amministrazione. È vero che fa sanzioni, ma è vero che se uno viene a chiedermi io devo dirgli, e se sbaglio in quello che gli ho detto sono responsabile delle false indicazioni che vengono date. Il vero snodo è non più sul provvedimento che viene sostituito, attenzione, sostituzione, alternatività, non comporta abrogazione, ma nell'atto, nelle certificazioni. E non è un caso che le certificazioni, anche quelle sono state sostituite, 445 del 2000, ognuno deve autodichiarare, e quindi le abbiamo svuotate, ma ci restano, vedete, dei profili, delle sacche. Il provvedimento che posso sempre chiedere, la consulenza che posso sempre chiedere. Chi è preparato si rivolgerà agli sportelli non tanto per chiedere o per presentare DIE, SCIA, eccetera, ma per chiedere provvedimenti e per chiedere consulenza. Sono le 13, signori, ci vediamo domani di persona in streaming in quel di Rovigo.